Spero mi si senta. Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti qui a Pavullo per questo importante evento organizzato dalla CNA dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto. Una scelta non casuale di questa località appenninica, perché soprattutto nelle montagne, ma anche non solo, troviamo tante di quelle aree interne che sono l'oggetto dell'analisi curata dal Centro Studio Sintesi. Uno studio che vuole mettere in evidenza la centralità periferica di queste aree interne, una sorta di ossimoro proprio per sottolinearne l'importanza. Tanti i relatori che vi presenterò strada facendo, per cui non voglio rubare tempo al dibattito e invito subito sul palco per i saluti il presidente della CNA di Modena, Claudio Medici. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti. Io i saluti li faccio a livello generico per non dimenticare nessuno e introdurrò questo nostro dibattito ringraziandovi per aver scelto il nostro territorio per questa bella ricerca che hanno fatto le CNA del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia. Non dico Romagna perché alla Romagna vorrei fare un saluto particolare, data la difficoltà del momento, e un abbraccio caro a tutti i nostri colleghi. E quando dico Romagna, penso anche, e devo dirlo, che ci sono dei paesi che oltre ad avere avuto i problemi del disastro ambientale, abbinano a questo problema anche la loro difficoltà di posizione geografica. Paesi come Solarolo, Modigliana, Tredozio, sono paesini comuni che noi forse non abbiamo nemmeno conosciuto, ma abbinano questa loro difficoltà anche il fatto che sono isolati. Qui noi abbiamo esempi continuamente di problematiche di questo tipo, di comuni che hanno difficoltà, essendo periferici, nei servizi e hanno difficoltà con gli ospedali, con le comunicazioni, con la banda larga. Alcuni di questi, per fortuna, e il nostro territorio ne è una dimostrazione, si salvano grazie al fatto che alcune realtà produttive molto importanti, alla fine, di imprenditori illuminati che hanno scelto di rimanere sul territorio, riescono a salvare il territorio stesso dalla desertificazione e dalla fuga in città. Qui abbiamo un esempio a Pavullo che tutti conoscete di una grande azienda, ma abbiamo anche esempi molto importanti, anche se di minore impatto, almeno visivo, in altri territori come Polinaga e Pieve Pelago, dove alcuni imprenditori hanno creato realtà importanti che davvero mantengono il paese, nel senso che questi nostri colleghi imprenditori riescono con la loro attività, mantenuti in posti che sono veramente, chi li ha visitati lo sa, aziende anche strutturate e costruite su vari livelli perché la montagna non permette la costruzione in piano, aziende che hanno inventato gli ascensori per movimentare i materiali da un piano all'altro della discesa della collina. Quindi a loro va il nostro riconoscimento perché hanno creato queste opportunità e mantengono i giovani a lavorare in paese. L'altra faccia della medaglia, ne parlavamo l'altra sera in una riunione in una zona particolarmente importante del nostro Appennino, è che queste grandi imprese, però, queste belle imprese, attirano la manodopera più degli altri. E quindi abbiamo la difficoltà per i nostri artigiani, a nostra volta, di trovare manodopera. Abbiamo difficoltà come artigiani in questi posti che già sono disagiati a trovare il modo di continuare a lavorare e trasmettere la nostra esperienza ai giovani che naturalmente preferiscono la grande impresa, preferiscono la certezza di un lavoro che può dare loro possibilità di carriera, perché noi non riusciamo a raccontare bene la nostra vita, non riusciamo a raccontare bene il fatto che essere artigiani vuol dire realizzarsi, vuol dire fare attività che diano soddisfazione personale, probabilmente più di quanto ne diano, almeno nell'immediato, le grandi aziende. Ma veniamo di nuovo ai nostri problemi attuali. Io prima ho salutato la Romagna e devo dire che i romagnoli hanno dimostrato ancora una volta che noi riusciamo a risolvere tutte le avversità
non ci piangiamo molto addosso noi emiliano-romagnoli, noi tendiamo più a lavorare, ma soprattutto devo dire che in questa occasione mi viene da pensare a noi di Modena, così per chi non ci conosce abbiamo avuto, ci mancano solo le cavallette, poi negli ultimi 10 anni abbiamo avuto qualunque cosa, alluvioni, trombe d'aria, terremoto terribile, di tutto. Però a 10 anni di distanza, se andate nella nostra bassa, alcuni centri hanno ancora le impalcature di sostegno di alcune strutture, soprattutto storiche, ma le città sono state ricostruite. Il terremoto è stato già, non diciamo dimenticato, è stato già gestito. Quindi io penso che anche in questo caso sia opportuno, anche per i nostri territori, arrivare ad avere una certezza di mezzi, che sono importanti, mezzi finanziari ed economici, ma anche arrivare a una gestione, come posso dire, efficace e corretta della calamità, della ricostruzione. Io credo che dobbiamo tutti insieme spingere affinché si arrivi comunque a una definizione dei livelli di responsabilità e di gestione delle risorse nei nostri territori. Mi fermo qua. Credo che tutti abbiate capito a cosa mi riferisco, ma è un appello che voglio fare a tutti i presenti, perché perdere tempo, soprattutto nelle prime fasi di questi eventi terribili, può provocare poi ripercussioni a lungo andare sempre più difficili, perché è nei primi momenti che bisogna intervenire in modo da parte di chi conosce il territorio, da parte di chi conosce i problemi e sa come muoversi e cosa fare. Non mi fermo qua. Io credo che oggi sviscereremo i problemi principali che hanno le aree interne. Ci sono, pare, a disposizione un po' di soldi, questo non guasta mai, e anche in questo caso queste risorse andranno indirizzate nel modo giusto, nel modo condiviso, ma in modo che anche in questo caso ci siano delle filiere di responsabilità e di gestione di questi soldi legate al territorio e da persone che conoscono il territorio e sanno perfettamente dove mettere le mani. Grazie. Grazie Medici. L'aeroporto in cui ci troviamo è uno degli elementi di attrattività di Pavullo, ospita tante iniziative. Ricordo che qui tra fine agosto e inizio settembre ci saranno i campionati mondiali di volo a vela e i campionati europei, se non ricordo male, di volo acrobatico. E allora chiamo un po' quello che è il padrone di casa, il sindaco di Pavullo, Davide Venturelli, per il suo saluto. Prego. Vi ringrazio per essere qui convenuti appunto da territori anche così lontani, e questo davvero rende onore al nostro paese e al nostro territorio. Siamo molto contenti di potervi ospitare e do il benvenuto anche a tutti coloro che per la prima volta sono venuti qui a Pavullo. Il tema che volete dibattere oggi è molto sfidante e davvero meriterebbe forse non solo alcune ore, ma forse giornate e giornate di dibattito. Quindi chiedo scusa se nel mio intervento sarà un po', come dire, localista, però penso che sia una bella occasione per riflettere su quella che è anche la nostra realtà di Pavullo, dell'Appennino modenese, un po' per cercare di darvi la nostra storia e di raccontarvi perché penso che quello di Pavullo sia un esempio virtuoso. Siamo abituati, noi di montagna, forse a cercare molto spesso il compatimento, o a volte ci lamentiamo un po' del piangerci addosso perché la montagna è in difficoltà, la montagna è un ambiente difficile, la montagna si spopola. Non ne sono così convinto, non su Pavullo almeno, perché penso che siamo uno dei pochi paesi dell'Emilia Romagna, paesi di montagna, che non è in calo demografico, anzi è in crescita e gode di una buona salute anche a livello occupazionale, con diverse imprese e aziende che stanno continuando a investire sul territorio e a dare opportunità di lavoro. Chiaramente la situazione attuale non è frutto di scelte fatte l'anno scorso. Noi beneficiamo, secondo me, di quella che è stata un'opera molto lungimirante portata avanti negli anni 70 e 80, dove ci furono amministratori capaci di capire che l'agricoltura non era più soltanto l'unica risposta che si poteva dare al territorio, ma bisognava investire sulla piccola e media impresa. Ed ecco che grazie a queste piccole e medie imprese che sono nate a Pavullo e da allora continuano a svilupparsi,
Riusciamo ad avere un paese di 18.000 abitanti in un ambiente montano, pur con tutte le difficoltà del caso, perché siamo un territorio vasto, Pavullo è 144 km quadrati contro i 18.000 abitanti. Faccio un parallelo molto efficace. Il comune di Fiorano Modenese è 26 km quadrati per 17.000 abitanti. Abbiamo gli stessi abitanti, ma loro hanno un decimo del territorio, un francobollo praticamente. Non vi sto a raccontare quanto prendono su di IMU, perché sennò a questo punto vi andreste tutti quanti a candidare come sindaci a Fiorano Modenese. L'anno prossimo c'è le elezioni a Fiorano. Però, scherzi a parte, qual è davvero la sfida per un comune di montagna? È riuscire a continuare a guardare avanti per non, ripeto, stare qui a piangere addosso sulle difficoltà del presente, ma per immaginarsi com'è il futuro del nostro territorio montano, perché vogliamo credere nel futuro di Pavullo e di tutto l'Appennino. Pavullo è diventato un polo attrattivo per tutti anche quelle realtà qui intorno che purtroppo sono in calo demografico, sono in calo di servizi, ma per le quali Pavullo è un baluardo della montagna. Noi possiamo dire: ragazzi, ragazze, continuate a vivere in montagna e continuate a credere in un futuro qua. Di cosa serve? Di cosa c'è bisogno? Abbiamo bisogno, secondo me, di riflettere, di portare avanti politiche che siano centrate su quelle che sono le infrastrutture, su quelli che sono i servizi alla popolazione, alle imprese e su quello che è il tema della formazione. Un altro dei punti di forza di Pavullo, parto subito dalla formazione, è stato il fatto di avere un polo di scuole superiori che ha saputo cogliere quelle che erano le esigenze del territorio, specialmente con la formazione di ragazzi e di studenti nell'ambito della meccanica e della metalmeccanica. Questo ha davvero dato un imprinting molto forte. Oggi qual è la sfida? La sfida è lavorare sui percorsi di formazione post-diploma. Stiamo lavorando insieme per riuscire a portare a Pavullo un ITS, un percorso appunto molto connesso fra quello che è la formazione post-diploma e le esigenze delle aziende del territorio. C'è una grande domanda di persone che possono avere una formazione specifica, che non escano dal mondo della scuola, così digiuno di quelle che sono invece le caratteristiche di cui ha bisogno il mondo del lavoro. E in questo davvero dobbiamo riuscire come amministrazione a fare un po' il trade union fra il mondo della formazione e il mondo del lavoro. Ma allo stesso tempo penso anche all'agricoltura, perché grazie alla presenza del parmigiano reggiano, il nostro è uno degli Appennini che può contare ancora su diverse imprese agricole, ma anche sui caseifici e sull'industria appunto del parmigiano reggiano, che è una filiera di grande valore. Noi abbiamo bisogno di persone che oggi si formino anche in questo tema, ed è per questo che io mi batterò e voglio continuare a battermi per il discorso dell'agraria. Noi a Pavullo non abbiamo un indirizzo di agraria alle scuole superiori e sono convinto che pensare oggi alla figura dell'imprenditore agricolo come quello di una volta, ovvero chi non ha talento a studiare deve andare a zappare la terra, è del tutto superato, perché oggi l'imprenditore agricolo è qualcuno che deve essere formato a 360 gradi a livello burocratico, a livello amministrativo, a livello di informatica, a livello di veterinaria. Abbiamo bisogno di persone formate in tutti gli ambiti e l'agricoltura non va lasciata indietro. Abbiamo allo stesso tempo il tema delle infrastrutture. E in questo ho chiesto con il presidente di Pavullo Vecchiè se posso essere politicamente scorretto, mi ha detto che posso esserlo, quindi mi permetto di toccare un tasto un po' delicato, ma lo voglio fare a fin di bene, non per provocare, ma per cercare di riflettere. C'è un tema in Emilia-Romagna molto scottante, che è quello del consumo di suolo. Ecco, noi qui in montagna abbiamo un ambiente molto bello e che ha bisogno sicuramente di politiche che possano andare a valorizzarlo. Allo stesso tempo però siamo carenti a livello infrastrutturale e quindi penso che si debba riuscire a raggiungere quel compromesso di consumo sostenibile o quantomeno responsabile, perché se a Pavullo avessimo bisogno di una tangenziale, avessimo bisogno di un potenziamento dei servizi medici o delle strutture ospedaliere, il suolo va consumato. Se le imprese vogliono crescere e vogliono continuare ad assumere, bisogna anche lì poter consumare qualcosa. Va fatto in modo che le mitigazioni siano importanti, in modo che il contesto in quale andiamo a inserirci possa in qualche modo sopportare queste nuove espansioni, ma non possiamo in questo momento andare a portare avanti politiche molto stringenti sul consumo di suolo zero. Io penso che debba davvero venire avanti un concetto di consumo responsabile e sostenibile, ma per i paesi di montagna dobbiamo crescere ancora. La nostra volontà è quella di crescere e quindi c'è bisogno a volte di andare anche un po' contro quello che è il pensiero dominante, unito però a tutto quello appunto che è il discorso della responsabilità ambientale, che è importante e che non va lasciata da parte.
Sui servizi, CNA penso che sia un po' la regina in questo senso e sappia e tocchi con tutti i giorni le difficoltà che sono legate appunto all'offrire servizi alle imprese e a tutti coloro che vogliono in qualche modo mettersi in gioco. In questo senso i comuni sono un po' zoppi perché molto spesso c'è una macchina burocratica che fatica a stare al passo con quelli che sono anche i cambiamenti del tempo e le necessità. Si parla molto di semplificazione, vi dirò la verità, sono da 1 anno e mezzo amministratore e quando ho visto delle proposte di semplificazione o quelle che sono state fatte negli ultimi anni mi è venuto freddo fondamentalmente, perché quando si parla di semplificazione, benché vada, le cose peggiorano, si ingarbugliano ancora di più. Quello che personalmente ho visto è che la differenza la fa molto spesso il capitale umano. La semplificazione non è tagliare o aggirare quelle che sono le normative, che purtroppo non si può, non tolgo il purtroppo, ma riuscire ad avere persone in grado di accompagnare chi ha bisogno all'interno dei comuni e degli uffici per poter raggiungere le proprie necessità e i propri obiettivi. Quindi penso che davvero il tema da lanciare ai comuni non è quello meramente slogan della semplificazione, ma cercate di investire per avere personale che possa essere formato in grado di dare una risposta ai cittadini e alle aziende, perché allora sì che potremmo avere una, come si dice adesso, amministrazione smart. Diversamente, se continuiamo a impoverire le strutture pubbliche di personale, ecco che allora secondo me le cose si complicheranno ulteriormente. E come servizi faccio un ultimo appunto, perché è un altro tema che sento molto forte, è quello del sistema sociosanitario. Noi come territorio periferico e come area interna viviamo un po' giorno dopo giorno quello che è la carenza di personale specializzato e l'impossibilità di poter essere attrattivi per tutti coloro che scelgono le professioni sanitarie. Abbiamo un sistema di welfare in Emilia-Romagna che è molto importante, viene spesso citato come esempio nazionale, però in questo momento dobbiamo riuscire a difenderlo e a sostenerlo, perché anche lì manca ricambio generazionale. Come area periferica dobbiamo ogni giorno in qualche modo lottare e cercare di difendere con le unghie e con i denti quei servizi che sono rimasti. Il mio sogno è di poter arrivare a un momento in cui si ragiona su come migliorarli e implementarli, non più stare qua davvero tutti i giorni a controllare con gli occhi di falco che non venga tolto un pezzettino qui, un pezzettino là, perché diversamente se andiamo a togliere i servizi su un territorio perdiamo anche di attrattività per le nuove famiglie o coloro che potrebbero decidere di formare qua il loro futuro. Per cui davvero voglio concludere rapidamente perché vi ho già rubato anche troppo tempo. Quando mi hanno chiesto, secondo voi Pavullo, essendo stata classificata come area interna, è un lato negativo, è una cosa di demerito? No, per me è una grande opportunità. Le aree interne in questo momento, con diversi provvedimenti, possono avere un'occasione di riscatto. Dobbiamo essere bravi a fare un pochettino lavoro di squadra con gli altri comuni, che è la parte più difficile, lo posso dire perché non ci sono gli altri colleghi della montagna, ma glielo dico anche in faccia, non vi preoccupate, però davvero dobbiamo riuscire a fatica a uscire un po' dalle nostre logiche di orto, di campanilismo, perché se ragioniamo come sistema e non più come singoli, ecco che allora potremmo riuscire a portare avanti delle strategie come territorio e come area vasta, e non più ognuno per sé e Dio per tutti. Quindi davvero grazie per la vostra attenzione oggi al territorio montano e alle aree periferiche e vi auguro davvero che la collaborazione anche con tutto il resto del territorio nelle varie sedi in cui operate possa portare a risultati importanti per tutti quei piccoli comuni, piccoli grandi comuni che vogliono continuare a credere nel loro futuro. Grazie mille. Grazie Venturelli. Il sindaco si è buttato a capofitto dentro quello che è l'argomento principe di oggi, ovvero la centralità periferica, la sostenibilità e la qualità delle aree interne. Andiamo a vedere allora l'analisi su cui si basa la giornata di oggi, affidandoci ai numeri che ci presenterà Alberto Cestari del Centro Studi Sintesi. Prego, a lei palco e microfono. Prendo in mano il microfono così vedo meglio le slide. Grazie per l'invito. Allora, una brevissima presentazione. Questo è l'appuntamento principale dell'11ª edizione dell'Osservatorio,
che CNA, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia portano avanti appunto da 11 anni. Ed è un tema, quello delle aree interne, che avevamo già in cantiere 2 o 3 anni fa. Poi, per vari motivi, Covid, guerra e l'emergenza energetica, abbiamo sempre dovuto posticiparla. Adesso è arrivato il momento appunto di approfondire questa questione, questo tema, e appunto oggi sono qui per, diciamo così, dare una sintesi di quello del rapporto che avete in mano, che è stato consegnato oggi stamattina. È una sintesi di questo rapporto. In realtà io oggi vorrei anche fare qualcosa di diverso, non vorrei stare qui per il tempo che avrò a disposizione a annoiarvi con i numeri, ma a cercare di darvi le indicazioni generiche, alcune considerazioni anche metodologiche, perché bisogna a volte sgombrare un po' il campo da eventuali fraintendimenti, chiusi poi magari nei prossimi giorni avete modo di consultare le statistiche, che è appunto un volume molto corposo. Allora, che cosa sono le aree interne? Allora, prima cosa che bisogna mettere in evidenza, l'area interna, così come è stata classificata, non vuol dire automaticamente area svantaggiata o area depressa o area economicamente marginale. Non è sovrapponibile la cosa. Molto lo è in realtà, ma non è sempre così, perché l'Istat ha individuato le aree interne sulla base della distanza dai poli che offrono dei servizi fondamentali. Quindi sostanzialmente è stata fatta una radiografia di tutti i comuni italiani, individuando quali sono i comuni definiti poli, quelli in blu, vedetela. I poli sono i comuni o gruppi di comuni che riescono a fornire contemporaneamente la scuola superiore completa, un'offerta completa di scuole superiori, un ospedale che abbia un dipartimento di emergenza e accettazione e una stazione ferroviaria intermedia, quindi silver. Sulla base di questi poli è stato misurato di fatto il tempo medio di percorrenza effettivo di ciascun comune dal polo più vicino, e sulla base di questo schema è stato costruito appunto delle varie categorie di comuni sulla base della distanza dai poli principali. Quindi noi poi le vedremo nelle cartine, avremo i poli che sono in blu, sono di fatto le città o le città medie. I comuni cintura in azzurro sono quelli che distano meno di 28 minuti dal polo più vicino. Poi abbiamo i comuni classificati intermedi in giallo fra 28 e 41 minuti, le aree periferiche tra 41 e 67 minuti e poi le ultraperiferiche oltre 67 minuti dal polo più vicino. Quando si parla di aree interne a livello statistico si considerano di solito l'intermedio, il periferico e l'ultraperiferico, quelli che avete evidenziato appunto in tratteggiato. La mappatura fatta, che sono una decina d'anni che appunto è stata eseguita questa prima mappatura, è la base informativa per la strategia nazionale delle aree interne. È appunto una politica sviluppata con fondi comunitari e fondi nazionali, che va a sviluppare delle aree di progetto, quindi alcuni territori, attraverso dei progetti finanziati sostanzialmente con l'obiettivo di invertire la rotta dello spopolamento demografico. Quindi quello che ha fatto l'ISTA con la mappatura delle aree comune per comune serve individuazione anche delle aree progetto che fanno parte della strategia nazionale delle aree interne. Qui ho riportato in maniera molto sintetica nei nostri 3 territori quante aree di progetto SNAI ci sono: 21 attualmente, 318 comuni. Nella programmazione precedente, almeno da quello che sono riuscito a recuperare, i destinatari di queste aree nelle 3 regioni hanno portato a casa 166 milioni di euro. Adesso in corso una nuova fase di nuovo ciclo di programmazione. A questo si è aggiunto ovviamente il PNRR, che destina delle risorse anche appunto tramite il fondo complementare, ma non solo, alle aree della SNAI, quindi rivolte soprattutto a implementare anche il miglioramento dell'accessibilità stradale, che di fatto è uno dei principali problemi di questi territori. Ecco qui, questa molto semplicemente è la mappatura di quella classificazione che ha fatto l'Istat. Quindi in blu vediamo i poli, vedete l'area della A4 fra Veneto e Lombardia, e poi l'area della via Emilia.
in azzurro la cintura, quindi i comuni che sono relativamente vicini dai poli in meno di mezz'ora sostanzialmente. Da notare subito una cosa: Veneto e Lombardia, i comuni di cintura sono largamente la parte preponderante. Non è così in Emilia. In Emilia, lo vedremo poi meglio, le aree periferiche hanno una rilevanza importante e quindi c'è, diciamo così, una distribuzione più equilibrata dei comuni fra le varie categorie. E poi abbiamo appunto le aree gialle che sono gli intermedi e le varie gradazioni di verde che sono appunto le aree periferiche e ultraperiferiche. In rosso ho riportato, ma per titolo informativo, le varie aree SNAI che hanno ricevuto o riceveranno appunto sostegno appunto, tramite questa politica e che sono appunto le aree di, diciamo così, di destinazione di questi fondi. Da notare che l'Emilia di fatto ha coperto completamente o quasi completamente le aree classificate in verde sostanzialmente, non così in Lombardia. Anche il Veneto comunque, diciamo così, è riuscito a dare una copertura completa. In Lombardia c'è una parte mancante sostanzialmente. Ma quello che interessa in realtà è, diciamo così, è la classificazione ai nostri fini. Allora, brevissima precisazione. Nel nostro studio che andiamo a presentare adesso parliamo di aree periferiche, non di aree interne. Le aree periferiche sono solamente le aree più marginali, quindi il periferico e l'ultraperiferico, quelle in verde. Abbiamo deciso di tralasciare le aree in giallo, che sono quelle intermedie. È una classificazione che magari è un po' noiosa, ma comunque appare opportuno segnalarla perché poi a volte c'è una, come posso dire, ci possono essere delle interpretazioni diverse. Ma comunque noi, ai fini del nostro studio, usiamo questa classificazione. Quindi abbiamo raggruppato le aree più periferiche. Quindi quelle in verde chiaro e in verde scuro le abbiamo raggruppate in un unico cluster, in un unico gruppo, aree periferiche. Quanto contano le aree periferiche nei 3 territori? Allora, complessivamente, adesso do i dati generali delle 3 regioni, ma anche poi, come vedete, sono riportati i dati singoli per ogni regione. Mi soffermerò a dare il dettaglio solo quando c'è qualcosa di, diciamo così, di interessante da far notare. Sono quasi il 15% dei comuni, come vedete subito in Emilia Romagna sono 80 comuni pari al 24% complessivi dei comuni della regione. Non è così in Veneto, per esempio, in Veneto sono solamente il 7,6% dei comuni. Altro dato interessante è la superficie territoriale, 24% circa nelle 3 regioni, quasi il 29% in Emilia Romagna, 25,6% in Lombardia e 15% in Veneto. Quindi anche qui, lo dirò male ogni tanto, parliamo di aree periferiche, sì, nelle 3 territori sì, però non sono tutte uguali, ci sono differenze significative, quindi le aree interne dell'Emilia non sono le aree interne o periferiche della Lombardia e del Veneto, quindi c'è una diversificazione abbastanza significativa, però comunque emergono dei punti in comune che vale la pena sottolineare. In termini di popolazione ovviamente valgono poco, relativamente poco, circa il 4% complessivamente delle 3 regioni, però come vedete anche l'Emilia Romagna in termini di popolazione pesano un po' di più, 6,4%. In termini di addetti 3%, anche qui segue un po' la proporzione della popolazione, così come le imprese. In questi territori delle aree periferiche sono circa poco meno di 90.000 imprese nelle 3 regioni, 4,3% del totale. E poi il valore aggiunto, l'abbiamo messo a titolo informativo, vale circa il 2,2% complessivo. Brevissimamente alcune informazioni importanti per far capire poi anche i risultati successivi è il profilo delle aree periferiche. Come vedete l'87% sono territori di montagna, quindi la pianura e la collina sono marginali. Questo è il dato aggregato, non è così per esempio nelle 3 regioni se le consideriamo singolarmente. Per esempio in Lombardia abbiamo solo comuni di montagna, 97%, in Veneto invece abbiamo una quota non, diciamo così, non trascurabile di pianura, che è quella del delta del Po sostanzialmente, pari al 17%. Brevissimamente abbiamo riportato anche il dato della distribuzione della popolazione demografica, della classi demografiche, ed è un tema che tornerà, è la diciamo così, forte quota di popolazione anziana in questi territori. Vado veloce,
Qui abbiamo approfondito i vari temi su 3 sezioni. Questa è la prima, la parte demografica. Qui ho riportato, e lo dico adesso, poi andrò più veloce nella parte successiva, cosa emerge dai dati. Sostanzialmente le aree periferiche, tutte di queste 3 regioni, si caratterizzano per un calo demografico, più o meno accentuato, specialmente nell'ultimo decennio, circa il 5% di popolazione persa negli ultimi 10 anni. A questo si aggiunge, e in parte anche correlato, il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione. Non è che dalle altre parti non è così, non è che nei poli urbani non c'è una popolazione che sta invecchiando, è che qui sta avvenendo in maniera più veloce, più marcata. E ovviamente poi, anche a causa dell'invecchiamento, mancanza di opportunità, parlo a livello complessivo, c'è un saldo naturale che è negativo, quindi la popolazione sta diminuendo anche dal punto di vista naturale, quindi i morti superano i nati. Andiamo un po', anche per vivacizzare un po' le slide, a livello cartografico. Qui è la variazione negli ultimi 20 anni della popolazione, ogni macchiolina è un comune. Come vedete in verde scuro ci sono i comuni che hanno visto crescere la popolazione del più del 10%, in rosso scuro ci sono le aree in cui la popolazione è diminuita di più del 10%. Come vedete, grosso modo, il calo della popolazione negli ultimi 20 anni si è avuto una parte, diciamo così, l'Appennino emiliano, la parte occidentale, soprattutto, la fascia a lungo il Po, e poi la montagna veneta e anche parte della montagna lombarda. Mentre appunto, se vedete subito la parte della via Emilia, dell'asse dell'A4, come vedete i comuni sono più colorati di verde sostanzialmente. Complessivamente negli ultimi 20 anni il calo della popolazione nelle aree periferiche meno 1,8%. Qui ho riportato, vado veloce, ma sostanzialmente i dati per ogni regione, da notare che nelle aree periferiche del Veneto il calo è quasi il 9%, mentre in Lombardia in 20 anni di fatto abbiamo una sostanziale parità, invarianza. Da notare però che negli altri territori, nella media regionale, la popolazione è comunque cresciuta significativamente, più 9,4% in media. Questa invece è la stessa cosa, ma negli ultimi 10 anni. Come vedete non cambia, si intensificano un po' i rossi, infatti negli ultimi 10 anni in Italia, nelle 3 regioni e anche nelle aree periferiche la popolazione è diminuita e quindi qui il fenomeno si vede ancora di più, meno 4,8% il calo delle aree periferiche nelle 3 regioni in 10 anni. E qui è riportato diciamo così, il dettaglio per singola realtà territoriale. Prima mi sono dimenticato, non ho fatto notare, anzi torno indietro, negli ultimi 20 anni quello che ha trascinato, che ha fatto crescere di più sono le aree di cintura, quindi le aree attorno alle città hanno conosciuto tendenzialmente un boom demografico ben marcato, che è quello che ha trascinato un po' la dinamica demografica complessiva. Andiamo avanti, l'indice di vecchiaia, rapporto anziani, tra virgolette anziani statisticamente, insomma, colpa dell'Istat, over 65 sugli under 15, quindi ogni 100 ragazzini, diciamo così, quanti persone over 65 ci sono. Nelle aree periferiche 2,32, quindi 232 anziani ogni 100 ragazzini, e come vedete è riportato nel blu intenso, è il rapporto che va, diciamo così, la classe 2,80 e oltre, quindi di fatto dove c'è una maggiore concentrazione, uno squilibrio fra anziani e giovani. Come dicevo prima, è un fenomeno che riguarda tutto il paese, ma qui insomma, si evidenzia con maggiore rilevanza. Brevissimamente, l'inverno demografico, quindi il calo della natalità, che è più marcato nelle aree periferiche. E come vedete abbiamo riportato per ogni realtà la barra in tratteggio indica l'anno 2002, la barra piena colorata indica l'anno 2021. Come vedete c'è in tutte le realtà sostanzialmente un peggioramento del saldo naturale, ma nelle aree periferiche avviene ancora di più. Meno 7,9 era meno 3,2, quindi oltre il doppio in 20 anni, quindi c'è un calo demografico che è dovuto anche appunto alla diminuzione delle nascite. Secondo aspetto, seconda step di questa presentazione, le imprese, che è quello che forse ci interessa di più. Anche qui, in maniera molto sintetica, vado a dare un'anteprima di quello che troverete dopo.
E negli ultimi 10 anni le aree periferiche hanno perso circa il 5% delle aziende. Anche qui è un dato che è una media che racchiude diversificazioni marcate all'interno di ogni regione. Un dato comune è il ruolo dell'artigianato, che qui, rispetto per esempio ai poli urbani, riveste un'importanza notevole. Circa il 28-29% delle imprese localizzate nelle aree periferiche sono artigiane, circa 10 punti in più rispetto alle città. E poi le specializzazioni, anche qui è una tendenza generale, ma abbiamo rilevato che qui le vocazioni produttive sono agricoltura, turismo, costruzioni e in alcune realtà anche il manifatturiero. Qui lo stesso schema, quindi abbiamo rilevato i dati per comune della variazione delle imprese negli ultimi 10 anni. Meno 5% nelle aree periferiche, in realtà cala anche l'intermedio, cala poco la cintura, meno 2%, invece le imprese crescono, meno negli ultimi 10 anni, nei poli urbani, più 4,9%. E qui c'è diciamo così, la diversificazione per le varie realtà territoriali, e ho riportato appunto per completezza anche il dato aggregato delle 3 regioni. Il ruolo dell'artigianato, qui è la quota di imprese artigiane per ciascun comune sul totale. Il blu scuro sta a indicare che abbiamo una presenza di imprese artigiane superiore al 33%, quindi più di un terzo di questi comuni in blu diciamo, c'è un 33% di imprese almeno artigiane. Quindi è una situazione un po' a macchia di leopardo, quindi qui non si può individuare una tendenza chiarissima. Certo è che se guardiamo i dati complessivi viene fuori appunto quello che dicevo prima, che le aree periferiche, in realtà anche gli altri cluster, hanno un ruolo dell'artigianato, manifestano un ruolo dell'artigianato superiore a quello dei poli urbani. Magari può anche essere intuitivo, ma qui lo abbiamo in qualche modo certificato quei dati. Altro dato da tenere in considerazione è la dimensione aziendale. Qui abbiamo riportato in maniera molto sintetica il numero di addetti medi per ciascuna impresa. Ovviamente la tendenza è che nelle aree periferiche ci sono imprese più piccole, di piccola dimensione, e la dimensione media aziendale cresce al crescere appunto più ci si avvicina verso i poli urbani. 3,3 l'intermedio, 3,7 addetti per imprese nella cintura, 4 nei poli urbani. E poi qui c'è la concentrazione di addetti, cioè il numero di addetti ogni 100 abitanti. La fascia in blu scuro vuol dire che abbiamo una concentrazione di 40 addetti e oltre ogni 100 abitanti, quindi almeno 40. Anche qui richiama un po' la distribuzione che abbiamo visto prima, quindi i blu sono, ma non necessariamente in realtà, sulle fasce della Via Emilia e sulla fascia della A4, ma anche sulla parte litoranea della Romagna. Notare una cosa. Fra le aree periferiche e i poli urbani c'è un gap di 20 addetti ogni 100 abitanti, 31 nelle aree periferiche, 51 nei poli urbani, quindi ovviamente è anche legato a quello che ho fatto vedere prima della dimensione media, che è maggiore nelle città, e ovviamente qui nei territori periferici ci sono meno addetti sostanzialmente. Brevissimamente, per dare qualche dato sulle vocazioni, qui abbiamo riportato il numero di addetti in ciascun settore, macro settore. Come vedete, l'agricoltura in Emilia e in Veneto, nelle aree periferiche di Emilia e Veneto, è significativa, non lo è così per la Lombardia per esempio. In media abbiamo un 7,6% di addetti vocati all'agricoltura. Poi industria, invece abbiamo, anche qui lo accennavo prima, diversificazioni significative appunto fra vari territori. Abbiamo un ruolo significativo nelle aree periferiche dell'industria in Emilia e in Lombardia, meno in Veneto, appena il 15,7%. Complessivamente nelle 3 regioni l'industria pesa per il 28%. Costruzioni invece è il minimo, insomma, un comune denominatore fra le 3 realtà. Abbiamo circa un 11-12% di compunto del 14 in Lombardia di addetti nelle costruzioni, quindi le costruzioni comunque è una base comune per i 3 territori. Commercio, alberghi, ristorazione, questo è il principale settore per quanto riguarda Veneto e Lombardia. Non è così per l'Emilia Romagna, invece in Emilia Romagna prevaleva l'industria. E gli altri servizi invece, i servizi diciamo così, il terziario avanzato, i servizi alla persona, i servizi assicurativi bancari eccetera, della logistica, invece abbiamo, come vedete chiaramente, prevalgono nettamente i poli urbani con circa il 50% degli addetti localizzati in questo settore.
E poi le specializzazioni. Molto brevemente, qui il valore pari a 1 significa che la concentrazione di addetti nei vari settori è nella media. Più andiamo su, più vuol dire che c'è una specializzazione nei vari settori. Per esempio, lo dicevo prima, agricoltura sicuramente, lo vedete in verde scuro, l'attività dell'alloggio e della ristorazione anche, c'è comunque poi una buona specializzazione per le costruzioni e in Emilia e Lombardia anche le attività manifatturiere. Non è così invece per il Veneto. L'ultimo punto, allora abbiamo analizzato anche i bilanci dei comuni delle 3 regioni, emerge sostanzialmente una cosa: limitata dimensione demografica, che fa sì che ci siano costi fissi elevati e quindi una diciamo così, difficoltà unita anche al territorio di erogare servizi. È un dato che va comunque detto questo, nel senso che qui è la dimensione media dei comuni nelle varie aree. Mediamente nelle aree periferiche la dimensione media è 2100 abitanti. L'intermedio siamo a 4.200 e la cintura a 6.500, quindi ovviamente nelle aree periferiche abbiamo comuni, guardo per esempio il caso della Lombardia, di 1.500 abitanti in media. Questo tendenzialmente è un fattore che tendenzialmente può portare a diseconomie di scala, quindi a costi più elevati per quanto riguarda l'erogazione dei servizi, che abbiamo in qualche modo cercato di far evidenziare qui nelle nostre analisi. Mediamente la spesa corrente nelle aree periferiche di 1.000 euro pro capite, a fronte per esempio dei 680 della cintura, quindi abbiamo un gap notevole per quanto riguarda la spesa corrente. Analizzando le spese per l'acquisto di beni e servizi, idem, quindi le forniture sostanzialmente che servono per funzionare i comuni costano di più sostanzialmente in rapporto alla popolazione nelle aree periferiche, così come le spese per i servizi generali. Sono le spese che riguardano la missione principale dei comuni, quindi tutti i costi per i servizi economico-finanziari, l'ufficio tecnico, l'anagrafe, le risorse umane. Come vedete qui nelle aree periferiche diciamo così, ci sono valori nettamente superiori alle altre realtà. Breve parentesi, poliurbani. Il dato va interpretato nel senso che i poli urbani, le città, il dato è influenzato dal fatto che ci sono i costi dei non residenti, parlo dei turisti, dei pendolari, che di fatto ricadono sui bilanci dei comuni in parte, ma non vengono appunto riportati nel denominatore, quindi non sono residenti. Quindi è un fenomeno comunissimo di questo tipo. I beni tra i territori invece, anche per la conformazione territoriale che abbiamo visto che è prevalentemente in montagna, ci sono costi maggiori appunto nelle aree periferiche. Velocissimamente ho chiuso, qui abbiamo riportato nelle slide delle osservazioni finali. Alcune possono essere intuitive o sono già note, eccetera, però abbiamo cercato di tirare le fila appunto per inquadrarle un po' anche sulla base di quello che è emerso dai dati. Abbiamo visto che le aree periferiche occupano una parte rilevante del territorio e quindi di conseguenza rivestono una importanza strategica per la salvaguardia appunto dell'assetto idrogeologico, l'abbiamo visto anche recentemente purtroppo. Quindi di fatto quello che avviene qui può accadere appunto, è una minaccia per l'assetto idrogeologico anche a valle, può portare in effetti negativi anche a valle. Quindi bene l'importanza delle SNAI, della strategia delle aree interne, bene anche i soldi delle risorse per il PNRR, ovviamente questo va continuato a essere supportato, e un breve accenno alla vocazione agricola che abbiamo visto emergere da questi territori, che non è solo appunto una risorsa dal punto di vista occupazionale, ma è anche di fatto un fattore che può in qualche modo essere di prezioso presidio per il territorio. Secondo punto, turismo artigianato. Visto il territorio, le caratteristiche naturali eccetera di particolare bellezza del territorio, qui non abbiamo bisogno di garden, abbiamo bisogno di realtà micro filiere turistiche, di intercettare i flussi lenti. Parlo per esempio, mi riferisco per esempio al cicloturismo, e cercare di gestire il turismo e questi flussi in maniera intelligente, in maniera equilibrata, cercando appunto di creare un indotto anche per le attività commerciali e artigianali.
Terza prospettiva, bisogna cercare di rendere attrattivo l'idea di vivere qui. Diciamo che per quante risorse si possono mettere sulla viabilità, comunque le aree periferiche rimangono lì, cioè non è che si possono avvicinare, non si possono fare autostrade ovunque. Quindi la caratteristica orografica, morfologica non potrà essere ridotta. Quello che può essere fatto è continuare dove è stato fatto e avanzare dove noi siamo in ritardo sulla banda ultralarga, perché attraverso diciamo così, il profilo immateriale questa marginalità può essere potenzialmente annullata. Quindi ridurre il digital divide non è solo lo strumento per dare più servizi a chi vuole risiedere qui, ma è anche il fattore tecnico normale, basilare, per cercare di sviluppare forme di lavoro ibrido. Parlo per esempio allo smart working, perché ovviamente può essere un fattore di attrazione per rendere attrattivo appunto vivere in questi territori. Ultimissimo, e poi chiuso, aspetto è quello di cercare di unire le forze. In realtà le aggregazioni di comuni sono più sviluppate in Emilia-Romagna, meno nelle altre realtà regionali, ma ovviamente appare chiaro che in questi territori bisogna cercare di aumentare la dimensione amministrativa usando varie formule, che siano le unioni, che siano le fusioni, ma certamente bisogna cercare di dare più servizi ai cittadini, perché per cercare di invertire la rotta non basta solo tenere aperti i municipi, ma appunto bisogna cercare di dare una prospettiva di vita qui, in questo luogo. Grazie mille. Grazie mille a lei Cestari. Carne al fuoco ne è stata messa parecchia. Ora vediamo di metabolizzare un po' tutti questi numeri in modo un po' diverso, perché si può diventare campioni di sci olimpico, per la precisione di slalom speciale, anche se si nasce in un paese di meno di 3.700 anime e anche se questo paese è appena 680 metri sul livello del mare. È stato così per Giuliano Razzoli, che è il nostro ospite oggi, con cui avremo il piacere di scambiare due chiacchiere appunto per cercare di digerire un po' tutti i numeri che ci ha presentato Cestari. Allora Giuliano, ce la racconti un po' la tua storia? Come diavolo hai fatto a diventare campione olimpico nascendo più o meno, questa deve essere l'altezza di Pavullo, quella di Villa Minozzo, non vedo grandi impianti da sci qua. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie a CNA per l'invito. Come ho fatto? Ci vorrebbe una settimana per raccontare la mia avventura, ma stringendo ho fatto che sono, proprio l'ho detto a volte nelle mie interviste, un prodotto dell'Appennino. Io ho fatto questa strada semplicemente perché sono nato nell'Appennino, sono cresciuto in Appennino e ho avuto a che fare con persone dell'Appennino. In nessun altro posto sarei riuscito a fare questa strada, perché c'è stato bisogno comunque di professionalità intorno a me, professionalità parlando di sci, quindi di tecnici, di passione per questo sport che nel nostro Appennino, è vero, siamo un pochino più sfortunati rispetto alle Alpi lombarde o venete. Sciare a Cortino non è come sciare a Sestola, credo che non sia un... No, esatto, non è un segreto ed è così, lo sappiamo tutti, abbiamo meno piste. Come dice il Presidente, è vero, si impara meglio, è più difficile imparare. Cosa vuol dire più difficile imparare? Vuol dire che ci vuole più tempo, si fa più fatica, ma si imparano anche più sfumature. Perché le difficoltà non sempre sono una cosa negativa. Anche perché parlando out of record, come si dice, tu mi facevi notare una cosa interessante. L'Italia di sci ha vinto 5 medaglie olimpiche, 3 medaglie olimpiche arrivano da atleti non alpini, diciamo così. Esatto, l'Italia maschile ha 3 medaglie d'oro olimpiche, tutte 3 dall'Appennino e 2 dalle Alpi. E è un po' strana, perché obiettivamente è una cosa un po' strana, ma guardando un po' sotto l'apparenza c'è sempre un motivo. Il motivo qual è? È che in Appennino veramente chi arriva in alto ha fatto una strada più tortuosa, piena di frane purtroppo in questo momento,
perché è più complicata la terra dell'Appennino e questa complicazione comunque fa in modo che gli atleti riescano a crescere maggiormente, avere anche qualche sfumatura in più della media di chi ha la pista davanti a casa. In verità ovviamente anche le Alpi hanno avuto grandissimi campioni, poi a noi dell'Appennino aiuta un certo Alberto che diciamo che siamo stati anche fortunati ad averlo, aumenta la media decisamente, però parlando proprio di cose schiette, è vero, sì è complicato, ma è una terra che ti dà tanto in cambio. E poi questo essere forse un pochino più sfortunati rispetto alle Alpi ci dà quasi un po' più di passione per questo sport, cioè ci fa sudare un pochino di più andare a sciare. Mi ricordo mio padre che mi raccontava da ragazzo che andava a sciare in motocicletta con gli sci in spalla, per dire come era la voglia di sciare, che c'era dei chilometri da fare, non è che era di fianco a casa la pista, ma quanto era la voglia di fare qualcosa che in verità era difficile e proprio per quello c'era più voglia. Ecco, queste difficoltà chiaramente si misurano anche nella vita normale, non di un atleta. Tu sei cresciuto, abiti tuttora a Villa Minozzo, che è questa località nel Reggiano. Com'è vivere in una località periferica come Villa Minozzo? Io sono cresciuto e abito proprio in una località periferica. Nella periferia della periferia. Esatto, perché io addirittura in una frazione di Villa Minozzo, quindi un paesino che contava 50 abitanti. A Razzolo. A Razzolo. Quando lo racconto in giro un po' mi prendono in giro, però a Razzolo. E contava quegli abitanti, quindi da un lato è stato bellissimo crescere lì, perché il paese era il parco giochi. Era il parco giochi di noi ragazzi e c'erano gli anziani del paese che ti facevano un po' da famiglia, cioè noi andavamo fuori di casa la mattina, io abitavo a 200-300 metri dal centro e tornavo a casa la sera quando sentivo gli urli di mio padre che era ora di tornare a casa per mangiare, cioè, quindi se guardo a quel fatto lì è stato fantastico, perché cosa c'è di più bello di così, di non poter divertirsi con gli amici, di vivere in mezzo alla natura, di crescere. Eravamo pochi, 4-5 ragazzi, senza chissà che pretese, ma era quello. D'estate i ragazzi diventavano 10, era una festa incredibile, era un divertimento unico. E quindi da un lato è stato bellissimo, dall'altro è stato difficile perché la mia famiglia ha dovuto fare molti sacrifici per portarmi a sciare, perché non potevo sciare di fianco a casa, anche se ho sfruttato tantissimo le nostre montagne. Quindi ho imparato a sciare a Febbio, Cerreto Laghi, ho sciato tantissimo al Cimone, qua di fianco, che sono di casa, all'Abetone, quindi in verità ho veramente vissuto l'Appennino, ma qualcuno doveva portarmi a sciare, quindi papà che si alzava prima per portarmi a sciare, poi andava a lavorare la sera, insomma è stato impegnativo e devo ringraziare la famiglia, ma anche poi gli allenatori del nostro Appennino, perché nonostante fossimo meno, fossimo isolati, in verità la competenza c'è sempre stata, anzi tantissima competenza. Senti, ma a tuo avviso che cosa servirebbe per, come diceva prima Cestari, rendere attrattiva l'idea di vivere a Razzolo? Per dire Razzolo. Ma adesso cioè, ci qua saranno sicuramente stati dei ci tuoi sono 4-5 amici, qualcuno che magari oggi non ci abita più perché è andato a abitare a Reggio Emilia. Io ho visto, innanzitutto oggi ho ascoltato persone ancora più competenti di me per spiegare certe dinamiche, però nel mio piccolo, nella mia esperienza posso dire che bisognerebbe far provare la vita di un'area periferica per far capire veramente di cosa si tratta, perché chi nasce, cresce in queste zone, fa di tutto per tornare. Io questo lo vedo, tutti i miei amici che nascono in un piccolo paese, è vero che sono costretti a volte, purtroppo, come dicevamo, per questo calo di opportunità e demografico, andare a lavorare in polo, in verità appena possono tornano a casa e tornano a casa con gli occhi a cuore, quindi non è facile far capire, perché se uno non è cresciuto e non ci ha vissuto non capisce le cose belle di questa realtà. Però queste realtà hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di organizzazione, hanno bisogno di una visione, perché la tendenza, come dicevano fino a poco fa, è un po' drammatica.
e in verità le chance per cambiare questa tendenza ci sono, perché forse noi non siamo abituati così tanto ad apprezzare quello che abbiamo vicino a casa, ma io ho girato molto il mondo e mi rendo conto più passano gli anni, mi rendo conto delle risorse, delle capacità umane, paesaggistiche, agroalimentari che abbiamo nel nostro territorio. Quindi l'Italia è piena di eccellenze anche e soprattutto nelle aree periferiche e questo non bisogna dimenticarlo. Certo che uno quando ha una cosa così vicino tende un po' a snobbarla, in verità girando il mondo si capisce che grande fortuna abbiamo. Senti, io adesso mi rendo colpevole di interessi privati nati d'ufficio, nel senso che io mi sono avvicinato al mondo del giornalismo grazie alla mia passione sportiva e chiaramente ho avuto una grandissima invidia nei confronti di atleti come te. Ci vuoi dire, raccontare che cosa si prova vincendo la medaglia più preziosa che ci sia, un oro olimpico? Che cosa ti è passato per la testa? Che cosa hai vissuto in quei 10 secondi in cui hai capito di essere diventato oro olimpico? Ci ho messo più di 10 secondi a capirlo. Cosa mi è passato? Un'emozione grande, ma ho visto forse la cosa più grande e più bella è vedere, perché uno non si rende conto, proprio ci mette del tempo per emozionarsi anche dopo una cosa del genere, però è vedere l'emozione nei miei amici, nei miei familiari, nei miei cari, nelle persone vicino, nei collaboratori, negli allenatori, cioè vedere gli altri raccontare quel momento con un'emozione che arriva dal cuore e quando lo vedi ti rendi conto di quello che hai provato anche tu, di quello che sei riuscito a far provare a chi ti stava vicino. Quindi l'emozione più grande è stato forse, anzi sicuramente, essere riuscito a trasmetterla agli amici prima, alla famiglia, agli appassionati sportivi. Quindi quella è l'emozione che è stata unica. E sentire l'inno quando sei sul gradino più alto del podio? Ecco, devo dire che è l'unica volta nella vita, che poi dopo ti spiegherò, sono diventate 2 l'anno scorso, che mi tremavano le gambe. E l'unica volta è stato nel podio di Vancouver mentre suonava l'inno e mi metteva la medaglia al collo, e la seconda volta è stato l'anno scorso, mi sono sposato all'altare, all'attesa, e anche lì mi tremavano le gambe. Poi da qualche anno capirai perché ti tremassero davvero. Adesso è Esatto. troppo adesso Infatti, è troppo presto. allora diciamo così, volete sapere cosa ho provato alle Olimpiadi? Tutti gli uomini sposati, insomma più o meno all'altare, hanno provato quello che ho provato alle Olimpiadi. Dopo anni non lo so, vedremo, non si può dire troppo. Senti, ma è più difficile vincere un oro alle Olimpiadi o fare del buon aceto balsamico? Perché dovete sapere che adesso Giuliano è un imprenditore e produce aceto balsamico, che detto qua a Modena è un po' come bestemmiare in chiesa, però insomma ve lo lasciamo fare. Ma quanto è difficile fare l'imprenditore? Innanzitutto grazie di questa concessione. Su certe cose i modinesi sono ancora più bravi c'è di un noi certo reggiani, no, c'è un ma certo a campanilismo. proteggere i propri, però insomma la tradizione comunque storica della nostra pedemontana, quindi Assolutamente. da Matilde al Ducato, secchia di qua, secchia di là, insomma. È una tradizione familiare, perché mio nonno in verità era di Vezzano sul Crostolo, quindi pedemontana, e quindi lui mi ha lasciato poi a mio zio, e io ho preso da mio zio queste batterie, una grande passione per la cucina, le cose buone. Mia mamma una grande cuoca di famiglia. Ti è venuta la collina mentre lo dicevi. Esatto, ma verrebbe anche a voi assaggiare. Non ho dubbi. Vista anche l'ora, non ho dubbi. Esatto. E allora c'è stata questa grande passione e poi più che altro questo grande legame per il territorio, perché io ho girato il mondo, ho vissuto tutta la mia carriera, adesso ovviamente sta volgendo al termine, non è ancora finita perché gareggerò ancora l'anno prossimo, chi lo sa forse 2, però è indubbio che la carriera è verso la fine, e così c'è una scadenza. Noi atleti abbiamo le scadenze, la schiena, le ginocchia sono quelle le scadenze. Quindi ho sempre avuto un legame forte per il territorio, ho sempre vissuto a Razzolo, nonostante poi da Razzolo dovessi andare in tutto il mondo. Non ce l'ho mai fatta a crearmi una base più comoda via da lì, perché io ero quello grazie alle persone della nostra terra, no? Quindi il legame forte al territorio
passione grande per quello che abbiamo nel nostro territorio, e quindi con le mie sorelle negli anni abbiamo fatto crescere queste batterie fino a inaugurare l'Acetaia, e quindi l'anno scorso con grande emozione, perché come dicevamo, che differenza c'è? Differenza è che in entrambi i casi, cioè è più che differenza, è un'uguaglianza, ci vuole degli anni a preparare sia per vincere le Olimpiadi sia per fare l'aceto buono. Si parla di decenni, ho vinto le Olimpiadi 25 anni e quindi ho iniziato a sciare a 4, ci ho messo 21 anni per vincere le Olimpiadi di allenamenti e nell'aceto per fare un grande aceto ce ne vuole 25, quindi diciamo che l'età è stata la stessa. Ma quante batterie hai? Certificate DOP Reggio Emilia, scusate, però la DOP in provincia di Reggio si fa la DOP Reggio, a Modena si fa la DOP Modena, cambia poco, 56 batterie, però c'ho anche un prodotto più da tutti i giorni, un IGP di Modena, perché l'IGP di Modena si può produrre sia a Modena che a Reggio Emilia. C'è una cosa su cui comunque non vi batteremo mai, che è il parmigiano reggiano. Questo lo lasciamo tutta a voi. Grazie, ci tengo, potrei lottare per questa. Dare il sangue per difendere questo. Esatto. Sull'Ambrusco invece, che non ne vogliono i miei amici reggiani, anch'io preferisco Sorbara, però non lo diciamo dalle nostre zone. Mi piace questa persona, ha davvero un bel modo di pensare. Signore e signori, Giuliano Razzoli, vi chiedo un applauso ancora per lui e chiaramente in bocca al lupo per la tua attività di atleta, per la tua attività di imprenditore, e soprattutto credo che sia davvero importante per tutti i territori per tutti i territori periferici poter avere persone come te così legate, intimamente legate a quella che è la loro stessa natura. Beh, dobbiamo crederci, sono sicuro che dobbiamo crederci, perché si parte tutti da lì. Grazie mille ancora. Bene, adesso è invece venuto il momento di dibattere sui numeri che ci ha presentato Cestari, allora vorrei chiamare sul palco i nostri ospiti, a cominciare dall'assessore al welfare e alle politiche giovanili, montagna e aree interne della Regione Emilia-Romagna, Igor Taruffi, poi Pier Attilio Superti, che è il segretario generale vicario della Regione Lombardia, Alberto Petterle, il sindaco di Alpago, Belluno, il presidente del Galla, Prealpi e Dolomiti. Non so se sia già collegata in video, ma lo farà in streaming, Sonia Claudia Bombardieri, vice sindaca del comune di Tirano, e invece abbiamo Paolo Cavini, che è il presidente della CNA Emilia Romagna. Giovanni Bozzini, presidente della CNA Lombardia. E Moreno De Col, presidente della CNA del Veneto. Bene, io comincerei da Taruffi, che peraltro ha anche la delega al coordinamento delle politiche di sostegno e sviluppo delle montagne e delle aree interne. Assessore, come rispondere con azioni concrete ai numeri che ha esposto Cestari, cioè quelle che sono le difficoltà delle aree periferiche che, come abbiamo visto, sono più presenti nel nostro territorio piuttosto che in quello delle altre regioni? Ma intanto si sente, prego. Grazie per l'invito, per l'occasione, è sempre utile credo ragionare insomma dei temi che riguardano le politiche per la montagna e soprattutto farlo con le realtà produttive che rappresentano un aspetto, una parte fondamentale insomma della vita e del futuro del nostro territorio. Dico del nostro territorio perché anch'io vengo dal Pennino bolognese, Porretta Terme, sì, oggi ci siamo un po' tutti, non so, purtroppo è così però. Quindi dico il nostro anche per questo, dove vivo tuttora, insomma, e dove sono nato. Quindi il legame col territorio è una cosa che sento e che credo che le radici, come veniva detto adesso, le radici siano qualcosa di profondamente importante anche per come ci si approccia poi alle scelte che bisogna assumere. Però per stare sul tema, sicuramente viviamo una situazione complicata, a maggior ragione con quello che è successo nelle ultime settimane, nell'ultimo mese e mezzo, su cui magari dopo due cose proviamo a dirle. Noi in questi anni abbiamo provato a mettere in campo una serie di misure strutturali perché quello che serve alla montagna, all'Appennino, io credo innanzitutto debba essere la consapevolezza che non c'è una misura o un'iniziativa che da sola risolve, servono politiche strutturali
e pluriennali, servono risorse che guardino, diciamo, appunto ad una dimensione temporale che non sia quella di un anno, non servono misure spot, servono politiche strutturali su alcuni ambiti fondamentali sui quali abbiamo provato a intervenire, consapevoli del fatto che ovviamente i problemi sono tanti e quindi c'è molto ancora da lavorare. Siamo partiti innanzitutto, il tema principale, se dovessi indicarne uno, purtroppo sono arrivato tardi perché eravamo impegnati su un'altra frana purtroppo e quindi sono arrivato un po' tardi, però non c'è dubbio che il tema fondamentale sia quello delle infrastrutture materiali e immateriali, perché nel XXI secolo le infrastrutture immateriali sono tanto importanti quanto quelle materiali. Su questo so che siamo in ritardo. So che, lo dico in senso generale sull'Appennino, non solo su questo territorio, so che siamo in ritardo, so che sulla banda larga e diciamo, le connessioni scontiamo dei ritardi che derivano dai problemi che hanno a che fare soprattutto con le concessioni, con il lavoro che avrebbe dovuto fare Open Fiber e sul quale c'è un ritardo, è inutile girarci intorno. Dovevamo completare, diciamo, la posa entro il 2023, arriveremo al 2025, quindi su questo c'è poco da aggiungere ed è un elemento fondamentale. Dicevo però infrastrutture materiali e immateriali, abbiamo ad esempio messo in campo una misura che può sembrare scontata, ma vi assicuro che in alcune aree del nostro territorio non lo è affatto, perché quando parliamo di connessioni, se sì, la banda larga, ma spesso c'è anche il telefono che è il passo prima e ci sono ampie zone del nostro territorio che non sono coperte neanche dalla telefonia e in questi anni abbiamo posizionato, diciamo, 42 ripetitori che stanno progressivamente coprendo lungo la dorsale appenninica territori e zone che, diciamo, non avevano nemmeno la copertura telefonica. Percorso che completeremo, diciamo, da qui al 2025. Infrastrutture, dicevo, materiali e immateriali e servizi, questo è l'altro elemento su cui dobbiamo battere, servizi che vuol dire innanzitutto sanità e scuola. Purtroppo veniamo da anni in cui i servizi sanitari sull'Appennino, a partire anche da questo comune, sono stati ridotti per scelte che dobbiamo cambiare e dobbiamo contrastare, perché se la logica è quella di garantire servizi solo laddove esistono i numeri per tenerli in piedi, diciamola così, stiamo condannando di fatto ampie zone del nostro territorio alla marginalità. Sanità in un periodo in cui dovremo affrontare, diciamo così, scelte complicate, io credo che dobbiamo dirci, diremo e stiamo dicendo che la montagna ha già dato e quindi i presidi sanitari in montagna non solo devono essere garantiti, ma devono essere aumentati e implementati nei loro servizi fondamentali. Dicevo infrastrutture e servizi, ma quello che diciamo così è forse la parte più importante è il lavoro, perché senza lavoro non si va da nessuna parte, non vengono meno gli elementi, i presupposti di cui stavo parlando. Per il lavoro vuol dire, ovviamente non si crea lavoro con una legge o con un'iniziativa, quello che possiamo fare è consentire, provare a mettere in campo delle iniziative che aiutino le imprese a rimanere in Appennino, che è la sfida più importante. Da questo punto di vista negli anni abbiamo messo in campo alcune misure, penso ad esempio all'azzeramento, alla riduzione dell'IRAP per le attività produttive, penso ad esempio a quella misura che ovviamente da sola, come ho detto, non c'è nessuna iniziativa che risolve il problema, ma bisogna avere una visione più strutturale. Penso ad esempio alle risorse, 25 milioni che abbiamo messo per l'acquisto e la ristrutturazione delle prima casa in montagna, che ha voluto dire anche un indotto piuttosto importante. Abbiamo finanziato oltre 1000 interventi da Piacenza a Rimini, che hanno voluto dire anche interventi, insomma, imprese che si sono messe all'opera e che hanno ovviamente, insomma, quando si lavora, quando si ristrutturano case o si acquistano degli immobili, insomma, poi di solito ci si riferisce, insomma, si utilizzano le imprese del territorio, quindi è stato un aiuto indiretto anche da questo punto di vista. Ma soprattutto, e chiudo, poi ci torneremo sulla vicenda. Abbiamo destinato il 10% dei fondi europei strutturali che arrivano dal 2022 al 2027, parliamo di 2 miliardi e mezzo di euro, il 10% è diciamo, destinato esclusivamente alle aree montane e alle aree interne della nostra regione. Su tutti i bandi quindi ci sarà una premialità per
per i territori montani. Queste sono alcune, sono in modo sommario alcune delle iniziative su cui stiamo lavorando, su cui sappiamo che si dovrà lavorare con intensità, perché l'Appennino, e io che ci vivo lo credo profondamente, non è solo un luogo che deve essere visto come problematico o con delle criticità, che pure ci sono, è anche un luogo che ha grandi opportunità, grandi possibilità. Bisogna però farle vivere queste possibilità e queste opportunità. Compito della politica è provare a dare risposta su questo. Veniamo da anni in cui la politica e le istituzioni hanno latitato, non solo in regione, voglio dire, a livello nazionale, sulle politiche per la montagna. Dobbiamo invertire il trend e siamo qui anche per provare a fare questo. Grazie Truffi. Su quanto accaduto in Romagna a metà maggio ovviamente torneremo poi anche con Cavini. Superti, invece voi in Lombardia con quali strategie affrontate le problematiche ma anche le opportunità che coinvolgono le aree periferiche? Ma noi in Lombardia abbiamo cercato di fare un'operazione un po', come dire, un po' complessa, basata su 2 punti. Poi voi vi abbiamo distribuito dalle slide in cui sono ricapitolato il percorso che noi abbiamo fatto. Sostanzialmente vorrei partire da questo, cioè noi abbiamo l'idea di costruire una smart lane. La Lombardia ha una caratteristica: siamo 10 milioni e passa di abitanti, okay? Siamo il 7° paese dell'Europa per PIL e per popolazione, okay? Abbiamo una complessità reale, perché per andare dal mio paesello di 570 abitanti perso tra Cremona e Mantova a Livigno ci vogliono circa 4 ore e mezza, se ti va bene. Questo è il quadro della Lombardia, con un punto fondamentale che è Milano. Milano è un buco nero molto forte e, come tutti i buchi neri, produce energia ma attira su di sé energia. E il nostro problema è costruire una smart land che dia a tutti i territori pari opportunità per realizzare le proprie capacità e mantenere e attirare i propri talenti. Il secondo aspetto è un utilizzo integrato delle risorse. Se in Valtellina arrivano le risorse per fare le Olimpiadi, non investo lì nei prossimi anni, cercherò di investire in altre aree interne. Per questo nella SNAI, come si diceva prima, la Valtellina è la zona esclusa, perché l'operazione che noi abbiamo fatto è un utilizzo integrato delle risorse. Lì ci saranno interventi infrastrutturali importanti, ci sarà un master plan socio-economico legato alle Olimpiadi che tratteggia insieme al territorio il futuro di sviluppo e di attrattività. E poi abbiamo cercato un altro tipo di operazione. L'altro tipo di operazione che noi abbiamo fatto è un'operazione che non si è fermata all'idea dei criteri utilizzati dall'Istat che prima ricorrevano, ma abbiamo cercato di prendere tutti i 1500 comuni, abbiamo chiesto alle nostre istituto, ente di ricerca e di formazione Polis, abbiamo detto: costruiamo un panel di indicatori un po' più raffinato per vedere dove sono le aree interne, perché è vero che ci sono aree interne di montagna, di pedemontana, ma ci sono aree interne di pianura, la Lomellina, la zona colpita dal terremoto nella Lombardia, un'area a cavallo fra l'Oglio e il Po nel Cremonese e nel Mantovano, da cui veniamo io, il presidente della CNA della Lombardia, e abbiamo cercato di capire se questa sensazione che avevamo è una cosa che aveva senso o non aveva senso, e con Polis abbiamo fatto questo esercizio. Abbiamo preso dei parametri, ovviamente quelli prima indicati dall'istituto di ricerca, e abbiamo cercato, attraverso la costruzione di una serie di indicatori, di riuscire a capire la mappatura sul nostro territorio a che cosa portava. È un'operazione che non è stata semplicissima, e anche nel confronto con il DPCOE, cioè con il Dipartimento della Coesione del Ministero, della Presidenza del Consiglio, che è poi quello che definisce
le aree interne di rilievo nazionale, cioè lo SNAI, non è stato facile, perché ad esempio ci dicevano che l'area del terremoto, l'estrema propaggine del Mantovano, no? Che si incunea un po' nell'Emilia, non è area interna. Ostiglia, Poggiorusko, quella zona. Esatto, Sermide, Poggiorusko, Ostiglia, Moglia, eccetera, non è area interna perché ha i centri attrattori al di là del confine amministrativo della Lombardia. Ma gli abbiamo cercato di spiegare che se uno deve andare in ospedale, fare un certificato, andare al tribunale, mandare i figli a scuola, eccetera, non è proprio una cosa semplicissima da Sermide arrivare a Mantova. Ecco, questo per dire una ovvietà, no? Per cambiare il medico di base o avere queste cose. E quindi abbiamo costruito una strategia che ha alla fine 14 aree interne, 6 definite dalle SNAI, che sono quelle che avete visto prima, 4 in continuità con quella che erano la strategia 14-20 e altre nuove. Sulla Valtellina abbiamo fatto il ragionamento che vi dicevamo e per quanto riguarda le altre abbiamo cercato di disegnarle sulla base dei criteri che ci siamo dati, con l'idea che queste sono sostanzialmente le aree interne che abbiamo sviluppato, ok? E vedete che abbiamo ricompreso nella strategia regionale la parte del Mantovano colpita dal sisma, la Lomellina e anche altre aree che vanno a coprire quella parte montana della regione che anche negli indicatori più classici insomma è vista. Però abbiamo inserito queste 2 aree di pianura, Lomellina e Mantovano, con caratteristiche molto diverse fra di loro, con 2 tipologie di agricoltura molto diverse fra di loro e, come dire, con anche potenzialità diverse. Cosa abbiamo messo in campo e che cosa abbiamo chiesto a queste realtà? Abbiamo chiesto 3 cose. 1, di non ragionare sulla base dei campanili. Se io ti do 14 milioni, questa più o meno sarà la cifra che con le risorse della regione ed europee metteremo a disposizione di ogni area, quindi stiamo ragionando complessivamente di più di 200 milioni. Se io ti do 14 milioni di euro suddivisi fra FESR, cioè investimenti, FSE, cioè politiche sociali e di formazione, tu non è che queste le dividi, no? Faccio l'esempio del mio territorio, a Casalmaggiore facciamo una cosa, allora se la faccio a Casalmaggiore ne faccio una a Ostiano, ne faccio una a Piada, ne faccio un'altra da un'altra parte e così polverizziamo l'intervento. L'idea è quella di definite strategie d'area che permettano a quell'area di costruire un sottofondo di servizi, di piattaforma, di hardware, chiamatelo come lo volete, che però permetta a quell'area di essere competitiva col resto della regione ed essere quindi attrattiva. Mettendo poi, utilizzando le risorse pubbliche come volano, per far scendere in campo risorse private che, come dire, aumentino il volume e vadano tutte nella stessa direzione. Il secondo, per raggiungere questo obiettivo, è dateci un capofila, cioè una gestione associata di queste risorse. No, lo diceva bene il sindaco di Favullo prima. Avere un'idea che quell'area ragiona in modo omogeneo. Qua sono molto forti le unioni dei comuni, da noi sono molto forti soprattutto in montagna le comunità montane ancora, che svolgono dei servizi molto forti e molto ramificati. Non mi interessa, altrove, ad esempio nella Lomellina c'è il GAL, il gruppo d'acquisto locale, per esempio nel Mantovano c'è il consorzio che si è creato tra i comuni, che è quello che fra parentesi produce più progetti comuni. Forse l'esperienza traumatica del territorio è proprio del terremoto è proprio servita anche a questo. Altrove ci sono le comunità montane. Però il punto fondamentale è costruire strategie di sviluppo. Perché? Per far cosa? Per costruire quell'attrattività e competitività del sistema e dell'area che serve per attirare e mantenere i talenti.
perché il punto vero, noi siamo, guardavo prima i dati sul decremento demografico, che è uno dei punti più critici e drammatici che abbiamo, ok? Non solo come dire nelle aree interne, ma complessivamente come paese e per quanto ci riguarda come regione. È un fenomeno di tipo culturale, è un fenomeno di tipo sociale, eccetera, eccetera. Ma è ovvio che se non abbiamo l'asilo nido, non abbiamo un centro anziani, non abbiamo delle case di riposo vicine, non abbiamo dei servizi di prossimità forti, non potremo avere ovunque la neurochirurgia. Adesso qui c'è l'assessore al welfare, non vorrei rubargli il lavoro, ma non potremo avere ovunque la neurochirurgia. Però ovunque, o meglio, in un modo accessibile per tutti, avere un punto che ti stabilizza e che ti dice dove andare, da quali specialisti, questo sarà il punto, uno dei punti di confronto reali, no? e su cui affrontare. Io non so da voi, ma temo che la stessa questione che abbiamo noi si riferisca anche alle altre regioni. Ad esempio, noi abbiamo, e che gli ospedali periferici fanno fatica a trovare medici, nonostante facciano bandi, concorsi. Perché? Perché è ovvio che un medico ambisce andare al Policlinico di Milano, al Niguarda, al San Matteo di Pavia e con più difficoltà andrà all'ospedale di Asola, di Casalmaggiore o della Val Camonica o di Sondrio. Perché ovviamente, ma noi abbiamo il dovere di garantire dei servizi di base reali, come dire, a tutti i territori, perché altrimenti certo che uno può scegliere, e io lo rivendico personalmente, anche uno può scegliere dove andare a farsi curare, pubblico o privato che sia. Il tema è quello di capire che nel mio territorio non è che posso fare 2 ore per arrivare al Niguarda di Milano ed essere curato bene, dovrò avere un ospedale nel capoluogo che ha funzioni eccetera, però costruire questo, come si ricordava prima, vuol dire mettere in campo come dire, politiche che non cambiano dall'oggi al domani ma che abbiano una loro continuità e una loro solidità. Per essere solide, utilizzo integrato delle risorse, definizione di strategie di area omogenea, superamento della frammentazione, come dire, degli interessi amministrativi e capire che siccome siamo di fronte a poca professionalità giovane nelle pubbliche amministrazioni, perché sono state massacrate nelle politiche di assunzione del personale dal 2008 fino all'altro ieri, quindi come dire, poi le cose, i giovani che si laureano sono sempre pochi, hanno per fortuna un mercato che li richiede, però noi dobbiamo mettere insieme risorse, energie, farli lavorare. Per questo, e chiudo su questo, perché è una cosa a cui teniamo in modo particolare, noi abbiamo proprio ieri approvato una DGR, cioè una delibera di giunta regionale, che stabilisce una collaborazione con ANCI Lombardia per costruire dei centri di competenza a supporto dei piccoli comuni. Cioè noi mettiamo a disposizione di ANCI una cifra, 2 milioni di euro, e ad ANCI chiediamo di costruire una cassetta degli attrezzi che i piccoli comuni possano utilizzare per mettere a terra, per fare atterrare quelle strategie di sviluppo di area che abbiamo visto, perché uno dei problemi fondamentali non è tanto e solo quello di reperire risorse, ma come la discussione sul PNRR, ma su qualsiasi altra cosa potremmo discutere, è quella di riuscire a concretizzare, a trovare i percorsi amministrativi e burocratici giusti e corretti, ma nello stesso tempo efficaci, che ci permettano di realizzare gli obiettivi che ci siamo dati. È una sfida complessa, non facile, che tiene insieme, va oltre insomma la logica solo delle aree montane confinate in alto, ma che pensiamo possa essere anche, come dire, una sfida per la stessa regione a guardare in un'ottica, appunto, come dicevo all'inizio, di Smart Land. Grazie Superbi.
Allora, la caratteristica di Alpago, di cui è sindaco Alberto Peterle, ho sicuramente sbagliato l'accento. Bravissimo, Alberto Peterle, era giusto. Peterle, ho cercato 50-50, uno delle due almeno la prendo. È quella di essere un comune che nasce dalla fusione di 3 municipi, Fara d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago. E allora, per dare il là al suo intervento, le chiedo quanto possono essere importanti le fusioni di piccolissimi comuni nelle aree interne. È una domanda anche interessata, perché qua restringo il campo alla provincia di Modena. A Modena non c'è una fusione dei comuni. Ci sono unioni dei comuni, ma non ci sono fusioni. Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie alla CNA. La fusione, signori, è stata un bagno di sangue. Questo bisogna essere chiari, subito. Noi l'abbiamo fatta nell'anno 2016, sono passati 5 anni di dolori e sofferenze. Il sindaco, il mio predecessore, io ero all'epoca assessore, a un certo punto ha detto io non mi presento più, perché veramente è stato molto difficile. È stato difficile mettere insieme uffici, è stato difficile far capire alle persone quali erano i vantaggi. Però sono passati 7 anni. Sono passati 7 anni e nel 2023, dopo una pandemia e dopo anche un disastro che abbiamo avuto anche noi, infatti siamo solidali e capiamo benissimo quello che è successo in questi giorni purtroppo nei territori qui In Romagna. Esatto, in Emilia Romagna. Veramente dopo 7 anni posso dire abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto bene perché io oggi ho un comune, il comune di Alpago, che ha un telaio istituzionale che funziona, ho del personale che lavora in comune, ho la possibilità di dare ancora dei servizi. I comuni che sono accanto a me, che sono limitrofi ai miei, il sindaco fa le delibere di consiglio, il sindaco fa le determine, c'è qualche assessore che guida anche i pulmini. Signori, è stata fatta una politica negli ultimi anni di indebolimento e di distruzione del telaio istituzionale che noi, grazie alla fusione, siamo riusciti a, diciamo così, a compensare. Ecco, questo quindi è stato un bene. Non l'hanno capito ancora i cittadini, questo l'hanno capito i sindaci, gli amministratori. Ci vorrà del tempo, ci vuole una generazione, a mio avviso, per far capire a tutti quanti. Però la fusione dei comuni è stata, guardate, oggi 2023, io ero uno di quelli che fra l'altro per certi motivi ero anche scettico perché il mio comune era più ricco, stava meglio rispetto agli altri due, però sì, forse bisogna stare insieme, abbiamo fatto fatica, però oggi posso dire che la scelta è stata giusta e mi auguro che da qua ai prossimi anni i giovani e quelli che verranno dopo di me riusciranno veramente a capire l'importanza della scelta che è stata fatta. Tra le altre cose, se non mi sono informato male, a un primo tentativo la risposta ai cittadini fu negativa, o ricordo male? Bravissimo, perché abbiamo fatto un referendum nel 2001, era un referendum a 5 e non a 3, era un referendum a 5 e la cosa non è andata bene. Sono passati 15 anni, sono cambiate un po' di cose e 2 comuni non hanno cambiato idea, anzi uno ha cambiato idea. Parlo con Mareno perché abitiamo praticamente nello stesso comune. Un comune ha cambiato idea e da profusione è diventato antifusione. Lo sapete perché? Perché a un certo punto hanno fatto delle centraline idroelettriche e allora ha detto ah no, io ho i miei soldi, non voglio condividerli con gli altri. Però questo comune adesso si trova in difficoltà, specialmente dopo che l'anno scorso ha piovuto molto meno e quindi però dai, abbiamo fatto un referendum nell'anno 2016, le cose sono cambiate, abbiamo fatto una fusione a 3, anche questo per motivi territoriali insomma ha creato qualche scompenso perché eravamo un'unione montana, una comunità montana a 5 comuni, adesso invece ce ne sono 3 che sono diventati 1, quindi si sono cambiati anche un po' gli equilibri di forza. Gli equilibri, insomma si fa sempre fatica ad andare insieme, però devo dire che la scelta è stata giusta. Grazie mille. Allora io do un'occhiata alla regia per sapere se abbiamo in collegamento Sonia Claudia Bombardieri. Eccola qua, benvenuta, bentrovata, buongiorno. Grazie a voi, grazie dell'invito, grazie CNA. Allora, vice sindaca del comune di Tirano, un comune di 7.000 abitanti, quella che è un po' la porta d'accesso della Valtellina, in molti conoscono anche Tirano perché era una delle stazioni di partenza, anzi la stazione di partenza sul versante italiano del trenino rosso del Bernina. A lei chiedo, che ruolo può avere un comune che può essere considerato un po' appunto la porta d'ingresso, baricentrico, rispetto a un'area più grande?
Ecco, allora, sentivo prima, ho ascoltato tutti gli interventi, quindi anche Tirano, sebbene non sia un'area interna, perché noi siamo area intermedia, condivide molte delle problematiche che sono state rappresentate dagli interventi che mi hanno preceduto. Ed è proprio il comune baricentro, detto giustamente, perché noi ci troviamo all'interno della provincia di Sondrio, baricentrici fra due aree interne, che sono la Val Chiavenna, la regionale, e l'Alta Valle, e poi però siamo anche al confine con la Svizzera. Questo non è una cosa da poco. Peraltro la Val Poschiavo, proprio nostra confinante, è anche un territorio, diciamo, considerato all'interno del Canton di Grigione più fragile, ma anche perché poi è una minoranza linguistica, perché è l'unico pezzettino della Svizzera che parla italiano. Quindi siamo proprio oggi, ma storicamente da sempre, un punto di crocevia che condivide anche prima di tutto storicamente commerci, quindi trasferimento di idee, di conoscenze con tutti questi territori. Quindi questo fatto di essere baricentrico fa sì che noi siamo anche un po' un ruolo di cerniera. Adesso lo siamo all'interno del nostro mandamento, perché Tirano è uno dei 5 capomandamenti della Valtellina. La provincia di Sondrio, la provincia di Sondrio è un po' particolare. La centralità del capoluogo lo è dal punto di vista amministrativo, ma dal punto di vista proprio dell'organizzazione anche della pubblica amministrazione, i singoli capi mandamento, che una volta si chiamavano terzieri, mantengono ancora un legame molto forte col territorio, e questo un po' penso che sia significativo anche nel concetto di aree interne che tutti hanno espresso fino adesso. Un tema che è uscito molto forte è quello della superare i campanilismi, l'ha detto prima di tutti il sindaco di Pavullo, ma è stato ribadito anche dopo nello studio, lavorare insieme, l'ha detto anche poco fa il sindaco di Alpago, e quindi il nostro ruolo è un ruolo di condivisione con gli altri comuni. Da un certo punto di vista Tirano, avendo una struttura anche demografica maggiore, di quasi 9.000 abitanti, negli ultimi 20 anni è stato un po' anche un apripista su molti temi, in primis il tema della sostenibilità. Tirano ha un teleriscaldamento, quindi già da più di 20 anni ha puntato sulla produzione sostenibile di energia, quindi dal punto di vista anche della pubblica amministrazione è stata una scelta sicuramente lungimirante, ma questo ci ha permesso anche in qualche modo di avviare un processo di sviluppo socio-economico che appunto diciamo oggi, con una visione più contemporanea, sappiamo essere più vincente. Quindi la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e anche della qualità ambientale, l'ecosostenibilità, la storia, i valori, l'identità del territorio. Quindi l'insieme di questi elementi che costituiscono un valore è anche quello che in questi ultimi anni ha dato un impulso, ultimi 7-10 anni, ha dato un impulso molto forte al turismo, ma che è anche un modello, quello fondato sull'ecosostenibilità, che chiaramente ha un valore anche per i settori artigianali e industriali. Mi viene in mente prima di tutti anche l'industria della filiera del legno, che proprio a Tirano ha dei rappresentanti molto importanti. Quindi diciamo che questo ruolo di cerniera e di condivisione ha fatto sì che negli anni più recenti i comuni di questo mandamento hanno lentamente sempre di più sposato questo modello socio-economico. Quindi sono nate le idee anche in altri comuni di attivare delle comunità energetiche, sono nate le idee di creare un lavoro comune
per la promozione turistica, ma proprio anche con la realizzazione di infrastrutture. Quindi diciamo che questo modello è soprattutto un modello che si basa su una crescita culturale. Senza questa crescita culturale questi territori, quindi ripeto, noi non siamo un'area interna ma ne abbiamo un po' le caratteristiche, quindi viviamo anche queste necessità esattamente come gli altri, fanno fatica a mettere a fuoco il loro futuro, quindi è fondamentale questo lavoro di crescita culturale, lo stiamo portando avanti anche con i nostri vicini svizzeri, perché quello che deve uscire è questa identità, questo genius loci nel quale tutti si riconoscono, che è quello che poi è un elemento di attrazione anche per le giovani generazioni. Il fenomeno del calo demografico lo sentiamo anche noi, peraltro Tirano è legata a filo diretto con la ferrovia a Milano, quindi molti giovani vanno a Milano a studiare e si trasferiscono definitivamente a Milano, quindi l'attrattività del territorio è sempre più importante per far sì che questi giovani si riconoscano in questo luogo come luogo anche in cui possono tornare a vivere, per cui le infrastrutture di cui si parlava prima, parlava anche l'assessore regionale, la banda larga, la comunicazione, la mobilità, la sanità sono ovviamente degli elementi importanti per mettere le basi di questo futuro. Tirano sta vivendo con tutto, direi, il territorio della media e alta valtellina, ma soprattutto la media valtellina più di altri, nel senso che è uno sviluppo recente, ha vissuto negli anni 60 un calo del turismo che invece ha visto una rinascita negli ultimi 10 anni. Sicuramente il volano principale è il treno dell'UNESCO, ma anche, sinceramente io sono convinta, questo cambiamento culturale di cui Tirano è stato un po' il motore in questi ultimi decenni, in questi ultimi 2 decenni, cioè quindi anche quello di riconoscere i valori di Città Slono, siamo parte di questa rete di città del vino, della sostenibilità energetica, sono diventati anche degli attrattori per un turismo del nord Europa che è sempre più frequente da noi, perché in questo tipo di cultura anche riconoscono una vicinanza. Quindi sicuramente il nostro ruolo è un ruolo di condividere e tenere insieme un territorio e anche di rendere tutti più consapevoli, anche i comuni del nostro mandamento, che un comune da solo oggi non può nulla e sempre più dobbiamo pensare a noi come territorio, cioè che comprende quindi le fragilità dell'uno e dell'altro. Mi faceva sorridere il tema della centralina di prima, perché sono questioni che viviamo anche noi, ma è fondamentale superare questi campanilismi, questo essere concentrati sulla cosa del momento, mentre invece questi territori più fragili seminano il loro futuro proprio nel momento in cui generano una forte unione, credo. Grazie mille. Le confermo sulla la questione dell'attrattività delle cantine. Esperienza diretta. Veniamo al mondo CNA e comincerei con Paolo Cavini, presidente della CNA dell'Emilia Romagna. Abbiamo ascoltato le voci delle istituzioni. Dal vostro punto di vista, quale ruolo strategico emerge? Allora, io non parlo di numeri, perché hanno già anticipato tutti, hanno parlato e hanno detto i numeri. L'indagine ha chiaramente fatto una fotografia, il presidente Medici quando prima ci ha illustrato il territorio, questo che oggi ci ospita, ha fatto un bellissimo accenno ai nostri imprenditori, quindi la tenacia di rimanere anche in questi territori, il nostro mondo artigianale, come veniva dalla indagine, buona parte era blu e quindi buona parte, oltre il 30%, sono imprese artigiane. Poi il sindaco ha fatto un riferimento al valore di questa comunità, quindi l'essenza di poter mantenere questi valori comunitari di persone, cittadini su queste aree. Il nostro sportivo, il nostro campione olimpionico che ha girato il mondo, che ha sicuramente visto tantissime cose,
ma che torna nella sua terra di origine e investe, addirittura inizia un'attività propria. È ovvio che dopo magari parleremo, l'Emilia Romagna è stata colpita sicuramente da questa catastrofe che è stato l'alluvione e frane e mottamenti, e che interessano soprattutto anche aree di questa taratura e aree interne. Poi c'è il calo demografico, però il calo demografico, dobbiamo essere onesti, è trasversale, è anche ormai nei centri abitati, nel senso che c'è un trasferimento, ma sul discorso nascite il calo demografico è a 360 gradi su tutti i territori. Quindi la scelta oggi qui, io penso che lo Stato, ho premesso, non faccio un discorso di numeri, ma voglio fare un ragionamento. Lo Stato, gli organi istituzionali, quindi forse le regioni, penso che dopo i comuni siano più che subiscono le decisioni dello Stato, del governo e delle regioni. Cioè bisogna fare una strategia e poi applicare una tattica. Allora la strategia quale sarà? Quella di capire dove vogliamo portare queste aree. Queste aree vogliamo mantenerle abitate come oggi o più di oggi, perché facciamo capire il valore di vivere in questi territori e le opportunità anche a livello turistico e commerciale che possono dare, oltre a quello artigianale e industriale che oggi danno e agricolo. Allora oggi ci troviamo di fronte a questo tema: investiamo o non investiamo? Sicuramente dovremmo investire, perché se non investiamo abbiamo visto che, come dicevo prima, gli eventi catastrofici qualche giorno fa hanno creato che cosa? Questo che poi si è riversato, questa catastrofe, negli altri territori. Se noi investiamo vuol dire che noi dobbiamo creare le condizioni perché questi abitanti diventino i custodi, diventino praticamente coloro che gestiscono e tengono in sicurezza un territorio che oggi invece è a rischio, diciamo così, con le frane e con gli smottamenti. E questo per dire che qui servono risorse importanti. Si diceva la banda larga, è indubbio, se noi partiamo da Piacenza e andiamo a Rimini, per buona parte della dorsale appenninica ci sono gravi problemi per fare insediamenti produttivi, perché ci sono delle carenze tecnologiche, quindi immateriali. Poi ci sono anche quelle materiali che sono più complicate, perché sicuramente le strade, per fare una fabbrica o un'azienda di dimensioni importanti in un certo punto, sicuramente ha bisogno di un'infrastruttura tangibile e che ha un costo e ha un impatto chiaramente ambientale diverso. Ecco, questo era per dire la strategia. Noi dovremo sicuramente preservare e investire in questi territori, ma questo significa capire cosa vogliamo investire, come vogliamo investire, per portare comunque le persone in questi territori. Il mondo produttivo, e lo dice l'indagine, con tenacia è rimasto qui, forse più che la popolazione percentualmente, perché i servizi minimi le imprese continuano ad erogarli. I problemi nascono, soprattutto per il calo demografico, maggiore in queste aree, dalla carenza di quei famosi 3 servizi essenziali, che sono difficoltà di raggiungimento della sanità come primi punti, il discorso della istruzione, quindi carenze di scuole superiori, e quindi i giovani devono fare un trasferimento molto ampio a fronte anche di chiaramente infrastrutture, ma qui arriviamo ai trasporti, che hanno dei deficit rispetto a luoghi chiaramente più comodi. Quindi la scelta qui è, io penso, strategica, nel senso politica, di quanto e come vogliamo investire. È ovvio che se noi non investiamo, quando qualcuno dei sindaci, degli amministratori diceva un comune piccolo avrà sicuramente sempre più difficoltà a erogare anche il minimo dei servizi, e automaticamente il cittadino che risiede in quel comune comincerà a porsi dei quesiti se è ancora opportuno sviluppare la propria famiglia su quel territorio. Sono ragionamenti semplici, ma se noi non andiamo a approfondire quei ragionamenti lì, sicuramente non riusciremo a fare investimenti importanti, oppure rischiamo di fare investimenti che sono cattedrali in mezzo al deserto. Cioè noi dobbiamo veramente creare le condizioni per mettere al centro lo sviluppo di questi territori, ma sviluppi significa fare una strategia di lungo periodo e la tattica, che è il metodo più breve per poter realizzare questi obiettivi che ci daremo. Grazie. Grazie Carino. Vado in rigoroso ordine alfabetico. Giovanni Bozzini, presidente della CNA Lombardia. Abbiamo sentito tanto parlare di opportunità. Ecco, come trasformare le difficoltà in opportunità nelle aree periferiche?
Mi lasci fare una premessa però. Io ho Anche visto lui. quelle slide e ho visto tanti bei colori all'interno di tutta la Nord Italia, dove gli artigiani stanno dimostrando che sanno fare impresa ovunque, sia quando ci sono le infrastrutture, sia quando non ci sono infrastrutture. E soprattutto dai numeri che abbiamo visto, non dimentichiamoci che la motrice economica di questo Paese sta in queste 3 regioni. Non dimentichiamocelo noi e ricordiamolo laddove si dovrà decidere. Poco fa io ho sentito un sindaco che è riuscito a portare a termine una fusione. Nel 2000 forse devo essere stato uno dei primi sindaci dalle mie parti, presidente di comuni, eravamo in 4, ok? A distanza di 20 anni ne sono rimasti 2 e abbiamo preso un sacco di soldi. Allora, attenzione, è un processo incontrovertibile, ma lo deve dire la legge. Quando i comuni si uniscono e percepiscono soldi per l'unione, alla fine devono finire in una fusione. Se lasciamo la discrezionalità a coloro che devono rinunciare al posto di sindaco per lasciare spazio a qualcun altro, non andremo da nessuna parte. Lei pensi che la Regione Lombardia ha 1500 e più comuni, di cui le posso garantire il 69% sono comuni di piccole entità. Non andranno da nessuna parte, piccolo è bello, ma non danno risposte al mondo d'impresa, non hanno le professionalità in comune per poter dare risposte al mondo d'impresa, hanno sicuramente dei grossi limiti per far fronte alle necessità d'impresa, ma questo vale anche col turismo. 23 comunità montane in Regione Lombardia. È stato creato un assessorato da parte della Regione Lombardia della Montagna. Nel 2023 ha investito 11,5 milioni di euro, non sono pochi soldi. Sono sufficienti? Non lo so. Bisogna capire laddove si andranno a spendere. Bisogna capire quelle 23 comunità montane quanto saranno in grado di essere aggregate e di riuscire a dare un turismo diverso. Perché andando avanti col vecchio concetto di turismo si può andare bene sul lago di Garda, sul lago di Como, dove c'è un turismo ormai consolidato estero. Il turismo nostro, che è fatto dell'operaio che decide di andare in montagna e quant'altro, è un turismo che deve fare la differenza. Non possiamo più pensare a un vecchio concetto di turismo, perché anche questo turismo richiede delle innovazioni. Si fa montagna a piedi, tradizionalmente, ci si va con la bicicletta, con le mountain bike, deve esserci un artigianato di servizio, deve esserci un artigianato fatto di fantasia, devono esserci dei settori di qualità, l'agricoltura, l'agroalimentare, noi siamo bravi su questi settori qui, però non dimentichiamoci, la montagna è fatta di turismo sempre più ristretto, perché quando si pensa che la differenza economica tra la comunità piccola e la città metropolitana è di 5.000 euro al mese di reddito pro capite in meno, è perché la gente spende di meno. E la gente quando spende di meno va poco in montagna, va poco evidentemente nelle realtà turistiche e circolano pochi soldi. Se voi oggi andate in montagna, parlo di montagne importanti come quelle che possiamo avere noi, che sono sicuramente molto più di alta quota, e parlate con i ristoratori, vi dicono abbiamo contratto sempre di più la presenza degli ospiti all'interno del nostro mondo, perché vengono, stanno lì, non rinunciano, però ci stanno poco e spendono poco, anche perché il loro potere contrattuale è chiaro che è calato. Poi c'è anche un altro aspetto, il clima. A sciare ci vuole la neve. Se non c'è la neve oggi stiamo impattando in un clima che sicuramente non agevola il turismo di alta quota, quindi non agevola gli impianti sciistici, non agevola questo tipo di turismo che per tutto l'anno nel periodo invernale evidentemente si succede e porta persone da quelle parti. Quindi va studiato un modo di fare turismo in un modo diverso, perché ci sono dei piccoli flussi. Io dico che è indispensabile l'abbinamento turismo-artigianato, perché è fondamentale, perché altrimenti arriveremo ad avere delle realtà montane fatta di vecchi, perché è un esodo che è dal 1970 che stiamo vivendo, non è una cosa di recente. Dobbiamo andare in controtendenza, dobbiamo fermare questo esodo, investire maggiormente, la pubblica amministrazione deve investire maggiormente su questi centri,
è già stato detto da tanti che mi hanno preceduto, le infrastrutture, i trasporti sono fondamentali. Se vogliamo anche concentrare le specialità mediche in alcuni territori, però facciamo in modo che la gente in quell'ospedale dove trova l'eccellenza, perché pensare all'ospedale fuori di casa non è più neanche funzionale, ci arrivi con un sistema di trasporti efficiente. Noi abbiamo Trenord in Regione Lombardia, da Mantova andare a Milano ci vogliono 2 ore e dal prossimo settembre-ottobre per poter fare il secondo binario da Mantova andare a Milano, tutta una serie di cittadini per 3 anni non potranno beneficiare del treno, ma dovranno beneficiare di un pullman per fare 35 chilometri di rete ferroviaria. Siamo nel 2023. Pensiamo evidentemente a delle grandi opere, a fare il giro della Sicilia ci vogliono 10 ore. Dobbiamo ragionare in un'ottica più, voglio dire, un pochettino più ben organizzata, chiari, che possiamo permetterci di fare le cose che ci possiamo permettere. Io ricordo sempre negli interventi che faccio un ultimo passaggio che non è cosa mia ma è di Pasolini, che dice che il giorno in cui questo Paese perderà i contadini e gli artigiani non avrà più storia. E credo che abbia ragione. Moreno D'Acol, presidente di CNA Veneto, se non ho interpretato male i numeri, in termini di spesa nelle aree periferiche si spende pro capite meno di quanto avviene nei poli. Non le pare un po' che sia paradossale la cosa? Nelle aree periferiche c'è bisogno di più servizi, ci sono bisogni di più investimenti, però si investe di più nei poli. Il ragionamento è molto complesso e Cestari l'ha anche ben spiegato. Prima di tutto volevo intanto ringraziare Modena che ci ospita in questo bellissimo ambiente che non conoscevo, e quindi è un'opportunità anche chiaramente visitare un luogo in questa occasione. L'analisi che ha presentato Cestari, come abbiamo visto, a livello di numeri, rappresenta situazioni molto, molto diverse, non solo tra aree periferiche e poli, ma anche tra le aree periferiche stesse e i poli stessi, perché le situazioni sono evidentemente molto differenziate. È evidente che un comune che ha pochi abitanti e ha un certo livello di spese fisse per mantenere la struttura avrà una spesa pro capite più alta di un comune che ha un numero di abitanti maggiore e ha lo stesso tipo di spese per il mantenimento. Quindi la situazione deve essere vista nel suo complesso. È evidente che comunque io vengo da una delle aree interne, a dire la verità, il nostro comune, ho l'onore di essere qua col mio sindaco, è zona di cintura, così come l'abbiamo visto, però è ricompreso in un territorio soggetto alla normativa delle aree interne. Ho avuto anche esperienza amministrativa, ho fatto il presidente della nostra comunità montana, di amministratore prima, quindi questo tipo di realtà le conosco bene evidentemente. Ci abito tuttora e apro e chiudo una parentesi, mi riconosco anche nella bontà e la vita di un piccolo paese come è stata espressa da Giuliano Razzoli prima, perché il piccolo borgo ti consente di avere una vita di prossimità con le altre persone, con gli amici, che in città chiaramente non può esserci. Però questo purtroppo si sta un po' perdendo, la popolazione sta diminuendo, si sta invecchiando, ci sono pochi bambini, quindi quella realtà, quella situazione di inverno demografico che più volte ultimamente viene rappresentato in tutte le occasioni, colpisce moltissimo queste aree, le aree periferiche e le aree interne in genere. Ecco che allora, quanto è stato detto dai colleghi presidenti che mi hanno preceduto, cioè l'investimento che ci deve essere da parte del pubblico in queste aree può dare il senso di una svolta, se vogliamo definirla in questi termini. È evidente che uno abita in un certo posto non solo perché c'è l'aria buona, perché ci sono le belle montagne, o le belle colline o il bel lago, ma deve avere comunque la possibilità di avere i servizi, avere la possibilità di curarsi, di mandare i figli a scuola, di poter avere un lavoro, di poter vivere quindi serenamente. Quindi è evidente che bisogna insistere, bisogna incidere, bisogna investire in quel tipo di iniziative. È altrettanto evidente che il piccolo comune da solo non va da nessuna parte, ha grosse difficoltà a poter gestire questo tipo di dinamiche, questo tipo di situazioni. Allora l'esperienza
ad esempio, e ci tengo a citarla anche questa, l'esperienza della fusione che abbiamo avuto noi nel nostro comune. Io, tra parentesi, ero stato uno dei promotori del referendum a 5 che poi è saltato perché non tutti i comuni avevano aderito. C'è tutta una lunga storia. E bisogna anche dire, come diceva Alberto prima, che subito dopo, lo dico come esperienza, perché per giusto confrontarmi su questo, da parte della popolazione del nostro comune, subito dopo la fusione, c'è stato un senso di delusione all'inizio, perché tutti si aspettavano l'America per il fatto che il comune si metteva insieme, invece all'inizio le cose non cambiavano, anzi per certi aspetti erano anche più rese, non dico più complicate, ma più difficili da capire, perché gli uffici erano un po' dislocati, un po' di qua, un po' di là. Invece è voluto, sicuramente ci vorrà ancora tempo perché la cosa possa funzionare, però la strada è quella, non ce ne sono altre. Il fatto di poter condividere a livello di piccole amministrazioni, condividere i servizi quantomeno, condividere gli investimenti, condividere una strategia anche di tipo urbanistico, di sviluppo del territorio, di salvaguardia del territorio, deve essere visto in maniera unitaria. Ecco che quindi le spese, lei mi parla di spese pro capite, devono essere viste in questo ambito, cioè ci deve essere una progettualità a medio e lungo periodo e solo in quel modo potremmo dare anche alle aree interne e in particolare alle aree periferiche quelle prospettive di vita positive per la gente che ci va a stare. E tutti gli aspetti che mi hanno preceduto chiaramente sono condivisibili, perché ho già detto i trasporti, il lavoro. Io assisto a una cosa la nostra è una zona che arriva fino anche ai 2000 metri di quota. Vediamo che chi abita oltre i 1000 metri, che fa la nuova famiglia, tende a spostarsi in basso, la quota di 400-500 euro, i metri, scusate. Chi abita in quella zona tende a spostarsi verso il polo, quindi verso più Belluno oppure verso Vittorio Veneto, cioè nei centri un po' più ampi. Ecco, questa tendenza chiaramente è sintomo del fatto che uno va a cercare le opportunità migliori per la propria vita, per la famiglia, per i figli e per altro. Ecco, bisogna cercare di invertire questo andamento e possiamo farlo solo investendo su servizi e infrastrutture all'interno delle aree periferiche. Aggiungo e chiudo dicendo che comunque, è già stato detto ma voglio ribadirlo, la presenza dell'artigianato, del piccolo commercio che non va a delocalizzare nelle zone a bassa tassazione o altro come fanno le industrie, è comunque e resta comunque un presidio sociale per i territori, perché la piccola bottega, l'artigiano, l'idraulico, le piccole cose che continuano a esistere con tantissimi sforzi all'interno dei piccoli paesi, danno il senso e continuano a garantire la vita in quei paesi. Se vengono a mancare anche questi, oltre alla mancanza di cura del territorio con i danni che poi si verificano, casca il palco e quindi abbiamo visto che poi i danni che si creano in quota si riversano sulla pianura. È una cosa che chi abita in pianura deve rendersi conto di questo. I problemi si risolvono partendo in cima e non partendo da basso. Grazie mille, d'accordo. Allora, noi abbiamo ancora 20 minuti, io vorrei fare un secondo giro molto rapido con tutti voi, secondo giro che però aprirei per quanto riguarda l'Emilia Romagna, quindi Taruffi e Cavini, con la situazione a ormai poco meno di un mese di distanza da ciò che è capitato. Ma sì, guardate, Ceso. io penso che, nel senso, parlando della montagna e dell'Appennino potremmo parlare, diciamo così, per ore, perché c'erano veramente tante cose da dire. Solo un flash, io vivo in un comune che oggi è Alto Reno Terme, dopo la fusione tra Porretta e Granaglione. Vi posso assicurare da cittadino, da persona che ha amministrato quel comune prima di fare il consigliere regionale e l'assessore, se non avessimo avuto la fusione oggi quei due comuni, sicuramente uno dei due sarebbe chiuso perché non avrebbe più neanche la struttura minima per erogare i servizi che servono ai cittadini, alle imprese, a chi vive e lavora. Quindi dal mio punto di vista, la persona che vive in un territorio che ha avuto la fusione, credo che quella sia una strada che dovremmo riprendere a percorrere a un certo punto perché è inevitabile farlo e perché esistono tanti comuni nella nostra regione, in particolar modo penso ad esempio in particolare alla provincia di Parma, ma non solo, dove ci sono comuni da 700, 800, 1000, 1200 abitanti, vanno benissimo tutte le identità, tutte le cose, ma dove non c'è il segretario comunale, dove non ci sono gli uffici tecnici, dove c'è il sindaco da solo che deve fare tutto, non funziona, perché
a quel comune poi vengono richieste le stesse procedure del comune di Modena o di Bologna. Ne abbiamo almeno un 10% anche sul territorio modenese. No, ma era per non parlare per cui io penso che a un certo punto una riforma degli enti locali, la riforma della pubblica amministrazione passa anche dalla riforma del numero di enti locali e di una diversa organizzazione territoriale. Lo dico perché poi succede che quando arriva, così arrivo alla seconda parte, arrivano vicende come quelle drammatiche che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questi giorni, in queste settimane, poi una parte dei problemi si presentano, anche dal punto di vista della capacità amministrativa di far fronte ad emergenze come quelle che stiamo vivendo. Ovviamente con un presupposto, noi abbiamo circa 862 strade oggi, in questo momento, mentre stiamo parlando, o completamente o parzialmente interrotte, solo sulla dorsale appenninica, che non è solo Forlì e Cesena, ma è anche Bologna, è anche Modena, è anche Reggio, è anche Parma, 862 strade interrotte tra comunali, provinciali e statali. È passato un mese, scusate la schiettezza, ma qui abbiamo bisogno di parlarci. Io sono uno che quando c'è da dire che la Regione ha dei ritardi, lo dico, l'ho detto in apertura sulla banda larga, per esempio. Non penso che, non sono tra quelli che pensa che l'Emilia Romagna sia il modello migliore del mondo, penso che sappiamo fare alcune cose bene, penso che altre potremmo farne meglio, c'è sempre da imparare, però è passato un mese ormai e io credo che sia, per parlarci chiaro, intollerabile che un mese dopo noi non abbiamo ancora il commissario per la ricostruzione. Sia il Presidente della Regione, sia chi decide, il Governo, perché è il Governo che deve decidere, però che non ci sia il commissario è una cosa intollerabile. Ed è ancora più intollerabile, dal mio punto di vista, avendo la delega alla montagna tra le altre, che ancora oggi noi non abbiamo un'idea di quanti saranno le risorse per ricostruire le strade. Perché abbiamo parlato fino adesso di come far vivere i territori, noi oggi abbiamo davanti una situazione che è drammatica, perché abbiamo tutti negli occhi le immagini dell'alluvione, dei comuni sommersi, della Romagna, del reticolo idrico romagnolo che dovrà essere ricostruito, ma è brutto da dire, lo dico sinteticamente perché appunto non voglio farvi perdere tempo, una volta che le acque si ritirano, certo ci sono i danni, le 5.000 imprese agricole, diciamo, c'è una situazione complicatissima, però una volta ritirate le acque lì si riparte. Se, come sapete bene, andiamo a fare un giro per le montagne, l'Appennino emiliano-romagnolo, quelle 800 strade che sono interrotte corrono il rischio di essere e rimanere tali per mesi e ci sono dei comuni che oggi sono piegati e corrono il rischio di rimanere così con le attività e con le persone che ci lavorano e ci vivono per mesi. Io l'altro giorno ho trasecolato quando ho sentito il Ministro della Repubblica, Musumeci, dire che non poteva essere Bonaccini il commissario per la ricostruzione perché ci vorranno 9 anni, 10 anni. Cioè, se questo è l'indirizzo, vuol dire condannare l'Appennino emiliano-romagnolo altro che allo spopolamento. Bisogna che ci parliamo chiaro. Quindi, siccome conteggiati in malo modo, parliamo di 1 miliardo, 1,5 miliardi solo per ricostruire le infrastrutture che sono state devastate dalle frane, noi o abbiamo una struttura commissariale che con le capacità che può avere la struttura commissariale parte domattina, con delle risorse che ancora nessuno ha nemmeno indicato. Cioè noi in questo momento, mentre parliamo, sappiamo quali saranno i danni, ma non sappiamo ancora minimamente con quali risorse, con quali misure e in quali tempi verranno finanziate le opere di ricostruzione. Guardate, è una situazione, ma non lo dico perché a me non interessa né la polemica, dico solo che oggi siamo qui e se non ci muoviamo in fretta, per quanto possiamo mettere in campo misure, parlare e discutere di come evitare lo spopolamento della montagna, l'abbiamo già condannata, perché, ripeto, una parte in modo significativo, ma anche tante altre, cioè quella romagnola, ma anche tante realtà dell'Emilia sono oggi, sull'Appennino, sono oggi in grave difficoltà ed è l'allarme che va lanciato a tutti i livelli, in tutti i modi, con tutta la forza che abbiamo.
Anche perché, ripeto, io non ho ancora sentito parlare di cifre complessive per la ricostruzione, ma solo per le infrastrutture avremo 1 miliardo e mezzo, in realtà dove ci stanno 50, 70, 80, 90 persone isolate, in cui l'investimento economico, diciamo così, se guardiamo al tema del quanto è utile fare quell'intervento, abbiamo già chiuso. Quindi oggi siamo di fronte a una situazione drammatica da questo punto di vista. Lo dico perché, altro tema che purtroppo, mi scuso davvero, Devo fare un po' il cerbero. chiudo, abbiamo un altro tema di cui mi sarebbe piaciuto discutere è che da consigliere io ho fronteggiato, come tanti di voi, insomma, il maltempo anche in altre occasioni con la neve, eccetera, eccetera. Ricordo di aver partecipato a commissioni in cui i grandi gruppi che gestiscono i servizi telefonici, della rete elettrica, eccetera, definiscono le aree di montagna come aree a fallimento di mercato e loro ti dicono chiaramente: per noi fare quegli interventi non è economicamente vantaggioso, non li facciamo. Punto. E chi vive, lavora e paga le tasse in montagna ha la consapevolezza di non avere gli stessi diritti di chi paga le tasse in altri luoghi. Allora la politica e le istituzioni dello Stato a cosa servono? A recuperare quel gap. Però per farlo ci dobbiamo dire una cosa molto semplice. Dobbiamo fare degli investimenti in montagna? Sì, però dobbiamo sapere che il mercato da solo quegli interventi non li fa, o interviene il pubblico con una scelta netta, drastica, di risorse che vanno messe lì, o altrimenti, con tutte le belle parole del mondo, abbiamo deciso che c'è una parte del territorio, che in Emilia-Romagna è il 40% del territorio dove vivono oltre 500.000 di persone, che non ha gli stessi diritti, a proposito di disuguaglianze, di altri cittadini, e così le imprese. Questo è il tema di fondo che dobbiamo affrontare, e la ricostruzione seguita, diciamo, agli eventi climatici che abbiamo conosciuto è il perfetto paradigma, e chiudo, di questa discussione. Quindi o la prendiamo da questo punto di vista e il governo fa la sua parte, oppure addio. Cavini. Cavini, so che CNA sta monitorando attentamente la situazione, il vostro punto di vista? Sì, a livello regionale abbiamo fatto una task force che quotidianamente fa un monitoraggio soprattutto delle aree coinvolte, e quindi abbiamo un quadro abbastanza aggiornato. Concordo sul fatto che oggi abbiamo delle priorità e quindi diventano delle necessità rapide, perché chiaramente abbiamo, sì, qui potremmo dire, oltre alle aree interessate da frane, strade chiuse e quant'altro, noi abbiamo le attività, forse parliamo di 6-7 mila attività fra commerciali, artigianali e industriali, che sono state coinvolte, chi più chi meno, ma adesso vi faccio un calcolo rapido che lo capite subito. Un'impresa che passa l'acqua a 1,20 m, un'impresa metalmeccanico, anche un'impresa di serramenti o quant'altro, diventa praticamente un'azienda chiusa, ferma, perché i macchinari non possono produrre. Oggi troviamo nelle condizioni che l'acquisto di un macchinario nuovo ha un tempo di consegna che si avvicina, diciamo, pressoché tra gli 8 mesi ai 12 mesi di consegna, fra ordinarlo, consegnarlo e collaudarlo. Quindi capite che c'è un problema di produzione nei prossimi 12 mesi, cioè ci sono delle filiere che vanno anche fuori dal territorio coinvolto da questo. È indispensabile quindi che anche qui ci sia la tempestività di una organizzazione, di una struttura commissariale, e un dibattito forte, che l'abbiamo chiesto anche al Ministro Urso quando è venuto nell'incontro a Forlì qualche giorno fa, sul diciamo così, confronto con le banche. Cioè, è ovvio che noi oggi porteremo le imprese a riacquistare i macchinari che hanno acquistato 2 anni fa con Industria 4.0, con dei vantaggi magari del 50%, oggi il vantaggio del 4.0 è il 20%, e 2 anni fa i tassi di interesse erano vicini all'1%, oggi sono vicini al 6%. Capite che questa situazione è una situazione che è importante capire la dimensione dei ristori, la percentuale dei ristori garantiti, un insieme di cose. Oggi c'è veramente la necessità di fare in fretta. Dico, i nostri imprenditori in questo momento hanno rimesso, diciamo così, in sicurezza gli immobili, quindi li hanno puliti da quello che è stato il danno alluvionale, ma oggi dobbiamo fare veramente in fretta, perché cominceranno le tensioni, perché dobbiamo capire in che modo possiamo aiutarli, quali saranno i tempi, ma soprattutto quali saranno le risorse
e, come si diceva, il commissario, la struttura commissariale, quali saranno i metodi e le formule per avere i ristori, per avere un po' tutto il meccanismo per rifar partire le nostre imprese. Grazie Cavini. Allora, io vorrei partire proprio da quello che è successo in Romagna per chiedere ai 3 amministratori: bastano le risorse locali per fronteggiare quella emergenza idrogeologica che credo sia ormai acclarata su tutto il territorio nazionale? No, non bastano. Tempesta Vaia, ottobre 2018, un disastro totale. Abbiamo fatto 2.200 interventi, è arrivato 1 miliardo di euro, li abbiamo spesi tutti. Come abbiamo fatto? Andando in deroga su tutto. La stessa cosa è stata fatta per il ponte di Genova. E questo perché è stato reso possibile? Perché sul territorio abbiamo imprese sane, imprese che lavorano, i sindaci e gli amministratori sanno da chi devono andare per fare i lavori. Questo è un modello che possiamo tranquillamente esportare e che si deve applicare anche qui. Punto. L'ultima cosa che dico, e poi vi lascio perché veramente siete bravi, è già quasi l'una, è questa. Non è stato toccato un tasto qua oggi, che però dal mio punto di vista è di fondamentale importanza. Aree interne. Si gioca sempre su questa contrapposizione tra area interna, area marginale, con il polo e con l'area rurale. Va bene? Va ancora bene oggi? Non lo so, vi lancio questa sfida. Però io un mese fa mi sono arrabbiato molto, perché sul giornale è uscito un articolo che voleva risolvere i problemi dei medici di base. Noi abbiamo delle aree interne dove ovviamente mancano i medici di base ed è un servizio fondamentale questo per andare a mantenere la gente. Allora che cosa si sono inventati? Sono inventati di dare dei soldi in più ovviamente a chi viene a lavorare lì. No? Tu fai il medico di base nella zona XY che è ultra disagiata, allora prendi dei soldi in più. Allora cosa hanno fatto? Per fare questo hanno classificato le aree, hanno detto il comune di Alpago è una zona quasi disagiata, il comune di Chiesa del Pago è ultra disagiata, il comune di Tambre è disagiatissimo. Ma signori, ma chi è lo studente che dopo 6 anni di università a Padova, a Bologna, a Ferrara, a Milano decide di venire a lavorare in un'area ultra disagiata? Mamma, vado a lavorare in un'area ultra disagiata, ma io ti do 2 ceffoni perché mi hai fatto buttare via i soldi dell'università. Allora dobbiamo cambiare la narrazione, dobbiamo raccontarci. Io parlo per me stesso in maniera diversa ed era quello che sentivo dire tra le righe anche al sindaco qui di Pavullo, no? Dobbiamo raccontarci in maniera diversa. Noi paghiamo di più i medici di base perché sono i più bravi. Perché da noi vogliamo i più bravi, perché da noi devono venire i più bravi, perché qua ci vuole maggiore competenza per fare il medico di base. E una volta che tu hai lavorato 10 anni nel comune di Alpago o nel comune di Pavullo o altri comuni, hai un'esperienza, hai dei crediti in più perché sei più bravo, devi essere selezionato per venire da noi. Dobbiamo raccontarci in maniera diversa. Chi fa impresa da noi deve meritarselo, perché veramente, secondo me, noi abbiamo dei punti di forza, siamo delle fucine di campioni olimpionici, di imprenditori di altissimo livello. Dobbiamo cambiare la narrazione perché ce lo meritiamo noi e se lo meritano i nostri figli. Grazie mille. Superti. Ma io evidentemente quando siamo di fronte a eventi disastrosi come quello di cui stiamo discutendo, è evidente che non bastano le risorse locali. Ci sono 2 aspetti però da tenere presenti. Il primo, che per risolvere problemi complessi in Italia c'è bisogno di fare i commissari. Noi abbiamo lo stesso problema nella realizzazione delle infrastrutture per le Olimpiadi. Se non ci sono i commissari con il potere di derogare, come diceva il sindaco, a tutte le regole che noi, questa bella comunità, si è data, non andiamo da nessuna parte. È un problema del Paese, no? Perché se per realizzare una cosa in tempi ragionevoli devi sorpassare tutte le regole, è evidente che quelle regole non vanno bene. Questa è la mia opinione e la prima semplificazione è quella lì. Tu puoi avere la persona più brava del mondo, ma poi alla fine il tema è quello. Tu puoi avere l'amministratore che nel piccolo comune svolge la funzione dell'ingegnere capo, no? Assumendosi la responsabilità di firmare gli atti
per le scia o per qualsiasi altra cosa, ma il problema è che poi l'abuso d'ufficio gli pende come una forca sopra, e chi dice ah no, l'abuso d'ufficio è perché non ha mai fatto una scelta. La seconda cosa è quella del capitale sociale. Ora abbiamo una forte frammentazione di livelli istituzionali, però parliamoci chiaramente, nei piccoli paesi cosa succede? La posta non c'è più, l'ufficio postale, giusto? Il prete, con la carenza di vocazioni che c'è quasi più. Sono tutti a scavalco più o meno. L'ultima istituzione che rimane, sforacchiata da tutti i punti che volete, è il comune. È un problema. Ma la stessa Proloco, l'associazione che voleva lavorare in quel comune per alcune cose, ecco, forse la protezione civile è diventata un punto di riferimento, ma se non torniamo ad investire sul capitale sociale è un problema. In questo Paese è stata fatta una discussione per molti anni sulla inutilità delle spese per il festival del lenticchio, del fagiolo, della salsiccia, chiamatelo come volete, però in quel Paese dove c'era quella cosa lì si mettevano in moto energie, rapporti sociali che producevano coesione sociale e che noi dall'alto di una cultura un po' schizzinosa l'abbiamo, come dire, etichettata come inutile, come spreco per il Paese. Non è sempre così, non è sempre così, perché nel mio Paese non si fanno più le feste dell'unità, non si fanno più le feste della Proloco e vi assicuro che d'estate non c'è assolutamente niente. Se non... Le feste dell'unità torneranno. Se no, ma dubito nel mio Paese. Dubito nel mio Paese. Detto questo, il punto è perché poi, sai, bisogna costruire le feste dell'unità, andare in cucina, prendere... Allora, il punto è che tu devi, come dire, porti il problema della ricostruzione di una coesione sociale, ed è per questo che secondo me abbiamo parlato di infrastrutture, di investimenti, ma dovremmo ragionare sulla coesione sociale. La Lombardia, l'Emilia, il Veneto, perché sono trainanti? Tutte le ricerche ci dicono che sono trainanti anche perché c'è una rete di capitale sociale fatto di associazionismo, di rappresentanza di interessi, di coesione, di inclusione sul territorio, che le rendono forti, perché sono queste che sono il motore. Quando c'è stato il Covid abbiamo tutti riscoperto l'importanza della Proloco e delle associazioni di comuni. Fino al giorno prima abbiamo fatto delle leggi per dire che quelle associazioni non potevano avere in comodato gratuito l'utilizzo dei locali del comune, perché era uno spreco ed era perdere il capitale del comune. Ok? Queste sono le contraddizioni che bisogna battere, perché ci saranno problemi enormi, però la semplificazione è anche su queste cose, per cui quello che noi cerchiamo di fare è investire perché si creino delle reti di comunità, perché tu puoi mettere a posto la piazza disgraziata di una città, ma se poi non c'è nessuno che la fa vivere, quella piazza disgraziata resta nel giro di 2 mesi e di nuovo come prima. Grazie mille. C'è ancora Bombardieri collegata? Taruffi, prima dovrebbe tornare l'unità però. Com'è? Prima delle feste dell'unità dovrebbe tornare l'unità. Sì, va bene, va bene. È una battuta. Però vi posso garantire che le feste dell'unità torneranno, questo ve lo garantisco. Bombardieri. La domanda riguardava la necessità di un piano più nazionale per cercare di evitare i dissesti e le calamità idrogeologiche. Cioè, scusate, penso proprio che sia abbastanza evidente. Cioè, qui con me c'è un membro di CNA e proprio un secondo fa parlavamo appunto della questione della cura del territorio, anche da noi. Gli interventi strutturali sono sempre meno, quindi una questione sono le questioni commissariali, quindi tutto quello che riguarda la gestione amministrativa di queste opere, che rientra nel tema secondo me generale della semplificazione, però allo stesso tempo ci vuole consapevolezza che, e purtroppo devo dire che
il disastro che è successo in Emilia-Romagna ce lo dimostra, che dobbiamo investire di più nel mantenimento del territorio, in particolare di quello montano. Un piano nazionale, forse non bastano i piani regionali, cioè ci devono essere i piani regionali, ma un piano nazionale di investimento. Sono anni che ne parliamo. La cura e il mantenimento del territorio sono fondamentali, perché il nostro paese è un paese fragile, è estremamente bello, ma proprio perché io penso sempre che l'Italia sia una sorta di merletto ricamato, quindi la sua bellezza, ci piaccia o no, viene anche dalla sua fragilità, cioè la sua bellezza ci dice che è fragile e che quindi dobbiamo prendercene cura. Quindi è una responsabilità che dobbiamo davvero tenere presente a livello nazionale, perché questo non riguarda solo le nostre 3 regioni qui riunite oggi, ma riguarda veramente tutto il territorio. Assolutamente. Per concludere, da Colle Bozzini abbiamo parlato del valore dell'artigianato, abbiamo parlato della necessità che artigianato e turismo, soprattutto nelle aree periferiche, lavorino in simbiosi. Che cosa può fare il mondo delle associazioni per tutelare queste professionalità? Mi sta stimolando una domanda che sicuramente andare avanti come stiamo andando avanti oggi a rappresentare le nostre categorie economiche e difenderle laddove si prendono le decisioni. Poco fa io ho ascoltato chi mi ha preceduto e ci ha dato un quadro che noi denunciamo da sempre: burocrazia. Io quando sento parlare di burocrazia, scusatemi, mi viene in mente una parola che sicuramente susciterà qualche reazione. Io parlo di autonomia, perché da noi c'è una cultura diversa, da noi c'è una dignità diversa. Io ho ascoltato il rappresentante della regione Emilia-Romagna, ho visto le immagini che avete visto tutti, però io ho visto una reazione dei romagnoli, degli emiliani, una reazione di dignità grande, di grande voglia di lavorare, di grande voglia di riprendere. E credetemi che non è un fattore così spalmabile in tutto il nostro territorio, però non dobbiamo approfittare di questo. Abbiamo le imprese, abbiamo bisogno di una contribuzione a sostegno di questo mondo, abbiamo bisogno di una normativa. Purtroppo questo è un paese che, se deve risolvere le situazioni, lo diceva poco fa il dottor Superti, deve avere un commissario, e questa è un'assurdità. Perché la nostra normativa è una normativa che deve avere un'evoluzione forte e deve rispondere alle esigenze d'impresa, perché poi gli imprenditori sanno fare la loro parte. Dateci la possibilità di lavorare, sburocratizzate questo Paese, metteteci nelle condizioni di rialzare la testa laddove l'abbiamo dovuta piegare per cause di forza maggiore, e noi sapremo fare la nostra parte e noi lavoreremo per tutelare questi lavoratori. Penso che valga anche per me la stessa domanda, immagino. Allora, cosa possiamo fare come associazione, come corpo intermedio? Come diceva Giovanni, adesso sostanzialmente è quello che stiamo già facendo, cercando di farlo ancora meglio, ovviamente. Il nostro scopo è quello di essere il punto di congiunzione tra l'imprenditore, l'artigiano, grande, piccolo, micro che è, e le istituzioni e il mondo che c'è intorno dall'altra parte. Ecco, se noi riusciamo a fare in modo che questi due parti, diciamo, possano collaborare nella maniera più forte possibile, abbiamo raggiunto uno dei nostri scopi. Dobbiamo cercare di rappresentare le istituzioni in maniera completa e complessiva, tutte le esigenze e le problematiche che investono il nostro mondo, che sono quelle della burocrazia, quelle della tassazione, quelle delle problematiche generali sulle normative che, è già stato detto prima, ogni volta puntano alla semplificazione, di fatto portano complicazioni aggiuntive rispetto a quelle che già ci sono. Ecco, il nostro ruolo è questo, non è un ruolo facile, perché dobbiamo rappresentare chiaramente realtà diverse anche all'interno del nostro mondo, però quello che ci sforziamo di fare è appunto essere una parte attiva di collegamento nei confronti dei piccoli, che sono troppo piccoli per rapportarsi con le istituzioni. Cioè, è difficile chiaramente per l'artigiano che lavora solo
affrontare problematiche di tipo generali nei confronti di chi quelle problematiche le mette in piedi. Ecco, dobbiamo fare lobby da quel punto di vista, dobbiamo far sì che le normative che vengono fatte siano a misura non solo di grande impresa ma anche di piccola impresa. Cioè, lo scopo è che l'attività di un piccolo sia più semplice, più semplificata rispetto a quella di una grande, all'attività che svolge una grande impresa che ha una struttura al suo interno, tutta un'organizzazione in grado di sostenerla. Ecco, se noi riusciamo a far questo, chiaramente andiamo incontro allo sviluppo di questo tipo di settore. Ragione di più farlo nelle aree periferiche, nelle aree marginali delle quali abbiamo parlato questa mattina. Perché se in ambiente urbano, in ambiente polo, in ambiente urbanizzato dove c'è tanto movimento, è comunque difficile fare attività, farlo nelle aree periferiche è ulteriormente più difficile per tutti i motivi che sono già stati citati. Essere a fianco come associazione, come corpo intermedio a chi opera in questi territori è la nostra missione e noi, per quanto c'è possibile, cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile ed è evidente che dovremo farlo ulteriormente, investendo anche in noi stessi per farlo in maniera ancora migliore. Grazie mille. Io ringrazio tutti voi, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi per aver seguito con attenzione il dibattito.